Pedro, hai vinto le elezioni grazie a me. Tale chi c'è, Talia. Un dittero manco lo timba, quando le portare stanotte le portaro. Tale chi c'è. Auguri al primo cittadino, tale. Mamareto primo cittadino, sindaco di sto paese. Ma se è lo primo cittadino, ma io che sogno la seconda? No. Edro è lo primo delle mascole e io sogno la prima delle femmine. Come la chiamano alla televisione? Come la chiamano? Ah, la Fiscia Lady. Ecco, io ora sono la Fiscia Lady. Ma come va a vedere? Ma da lì è questo chi è? Questo ci può costare. Turcello, costa picca e sape bello. Se spelaro. Te, che c'è qua? Eravamo fiduciosi del tuo successo. Saremo con te fino alla fine. Tiè. Manca mi ha cominciato e già pensano alla fine, ma io non lo capisco. Ma... buongiorno! A quest'ora si alza il primo cittadino. Benzosuto! Ma quale benzosuto? Che sogno stanco e stoccato un mezzo chiossa la sera. Io, ora che sono la Fiscia Lady, ave che sono sosuta dalle 6. Dalle 6? E che ha fatto? Com'è? Ora ho tante cose da fare. E con tutte le cose che ha a che fare, metteste tutte queste robe casa a casa per fare che? Non capisci niente, perciò, Talia sto bello tagliere bianco di tirritalle, ci ha fatto una scarpa bianca. Una scarpa bianca, e l'altra di che colore ce la mette? Sei in dollo, perciò, tagliere bianco di tirritalle, ci ha fatto 2 scarpe bianche e questo me le mettere per la processione di lo Corpus Domino. Ma già mi immagino, tu davanti con lo paracco e io a narrare di tia. No, tu questo cosa bianco da mettere in avanti, così ti scangiano per una verginetta. Sei in dollo. Perciò è Talia che sto un euro invece, che sto un euro me le mettere come si mette sto cosa per la processione dello Venere Santo. Sono stati i miei peccati. Precisa, pare che è una scimbarata. Ma meno male che lo piacere di tia non me lo faccio levare mai, perché Talia Petre, con tia parlo Talia sta bella pelliccia da stracane. Chissà me le mettere per lo discorso che fare lo primo dell'anno. Ma certo, come se lo discorso lo primo dell'anno l'avesse a fare ida. Che te mangiassero le cane e dopo tutta sta svelata io che mi avesse a mettere. Com'è? Che tu di quando ne maritammo che è preceso? Ma quale? Che tu di lana? Fresco di lana. E poi tu mettici una vota sola. Ci cangiamo la cravatta e la camisa e preceso. Tale, finiscila, per favore. Leva tutte queste cose di mezzo e va a preparare un caffè. Sì, caffè tua, Pinzo. Con tutte le cose che hai di fare. Come prima cosa, me levare sti caddi nei piedi, che se no non mi posso fare manco una processione. E poi devo andare dal parrucchiere, che taglia due cioffi come a 20 anni. E poi mi devo andare ad ammolare le unghie. L'importante è contammoli la lingua, perché chi ha già l'ha abbastanza tagliente. E pua, dico, le serbi zaccainda, poi l'avesse a fare. E lì ti volevo, caro sindaco mio. Ora avemmo bisogno di una cammarera. E che la vieto pronta la divisa? Ma sicuro era che vincivamo. Tu mi dire una cosa. Ma con tutti i casi che ferriavo e li trosci che portavo, io come avevo a perdere? Ah, giusto, come avevi a perdere. Ma dimmi una cosa, per caso che fa, la contattaste già? Bella madre, posso fare sempre tutte così. Manco ti ho detto cui è, pure.
Allora, lo vuoi sapere Coiane? Carmelina, Carmelina. la figlia dello Zicaleggio, parente di Masciutaneggio. 17 voti in famiglia, 17, e lo sonanno voto domiciliare e furo 18, e fra 5 anni do minorenne caso con Nandri sicura. Ma che c'ha a fare un ragioniere cottia? Che c'ha a fare? Ma almeno che fa già la contattascia sta carusa? Tu ti sandura a tutte cose io e fare in questa casa. Accusate tutte cose. spele, vero? Allora, io faccio solo un numero, però c'ha a parlare tu, che da carusa si prea tandicchia. So se ti senti meglio, che se tu non si sente il telefono. Suona. Suona. Zitto te! Suona. Pronto, signor Caleggio? Fammi sentire a me, vedere. Sono Petrino, il nuovo sindaco. Sì, grazie. Colgo l'occasione per ringraziarla di tutto l'appoggio che ho ricevuto dalla sua famiglia. 17 volte con lo vicchio 18. Sì, grazie. Eppure la sto chiamando perché, siccome ora mia moglie ha bisogno di un aiuto in casa, avevamo pensato a sua figlia, che ci sembra una carusa discreta, basata, Massara. Sì, certo. Sì, se le può dire di passare il più presto possibile, così ci conosciamo di presenza. Va bene, grazie. Arrivederci. Che ti dessi? Che mi disse che quanto prima passa e la conosciamo di presenza. Quando prima, cosa so? Per da madre. Che c'è qua? Vino Turcello. Auguri al primo cittadino. Eravamo... Ah, che fece? A meno male che ci sai a mettere pronte. Genovè, ecco tu caffè come fene? Sì, a te sta due caffè, Iave. Bedda madre. Che ha? Che dice? Niente, parlo sola, parlo. Ah, buona, cominciamo. Sta a parlare sola, vede ora. Tale, ascolta mia, secondo te è normale che il primo cittadino, il primo giorno, ancora in pigiama, tutta lì a mia e tagliate tu? Normale, si bene coccono, va cangiate. Sonaro. Carmelina. E chi era nella porta? Di giù si vede che è una massaruna. Carmelina! Alista la facesti? Ma me lo disse lei di venire all'otto. Zettote. Trascamina. Ti presento mio marito, il sindaco. Amone. Piacere. Piacere. Io sono Carmelina, la figlia dello Zicaleggio e la nipote dello Zitaneddo Pisciaveno. Capisco che già con mia moglie va accordato. Perciò, visto che parlasse guida, che te diria, speriamo che ne troviamo bene. Con mia potete stare tranquilli, perché io mi faccio le fatti mia. Io un veonente, un sintonente e soprattutto un mammesco tenente. E allora non te pigli niente. Ah certo, allo pare non è che ne canta missa senza grana, arriva. E tu scopi senza cantare, né che hai detto che a fare le servizi all'era. Venire, mi fa chiamare. Senti, tu da fare lo sindaco, che a calo coro lo direi giù io. Ah, giusto, dimenticavo che tu sei la ragioniera della casa. Ascoltami, vedi che con 200.000 lire allo mese, Peducchiosi. oltre a farne le servizia India, ne va d'acqua poro li grasta lo cimitero. Per me ci fanno seccare. 200.000 lire, 200. Sì, sei tutta come la via. Perciò, Carmelina, su tutte cose già stabiloti, per mia può cominciare poro di stamattina. Sì, a monenne che ti faccio mettere la bella divisa, amone. La divisa? A chi si un caserma? Tale. A un me mannà, pa, un me mannà. Processione, cammarera. Pare che lo sinno che diventa Idia. Tale, mo che mi va a cangio, se no con la sente alla fissalete che sogno ancora in pigiama. E che cominciamo qua mattinata? Arrivo! Augurioni, proseta e prosetone allo nuovo signor sindaco!
Ma che me fate? Che te paro Don Pasquale? Meglio, 100 volte meglio. Che fa, puzzo traseri? Certo, Lo faccio che presti, vigno ora della campagna. Ci coglievo un bello mazzettiero di verdura fresca per possiede sua moglie. Magari ci stai lordando tutta la casa, niente ci va. Ma tanto che tua moglie che fare avi. Che fare ave? Tra processione a Molatene? Perciò, Don Betre, io lo dovere mia lo feci. Ci feci una croce di ante e bascio, di punta e punta, che magari scangellavo l'uomo che c'era al lato. A così, quando la rapirono se ne addonarono, a quel che l'ho detto lo voto. Allora potremmo stare tranquilli. Perciò, già io abbossia le mani e ce le lavasavo. Ma magari tu te me la va a sai perché su. Però ora, Che mi fa fare ora? abbossia niente, io mi vaso solo le gallinetti mia. A una me le vaso. E non sape che ci vaso quando mi fitano. Ma giusto stamattina che ci voleva portare, vedemma, un cufuccino d'ova freschi, non me ne fecero manco uno. Allora pigliavo e spiavo a Catarina. A co? A Catarina, Don Betre, chi da con pennacchio bianco? Ma che è una Dina? La meglio gaggina! Possiamo pensare che mi fitta triova la mattina e triovalo dopo mezzogiorno, che aveva la panzachina e ci venne per farla scricchiare. Ma carina ti risponde? A che? A ma che parlano lei a dire? A manco così me pare. O mette che carcarianno, me ne adonavo che era tecca a cutufatecca. E di cosa scanda? Ora ci ho detto subito così. Ossia fa sapere che da cosa fitusa in pane della ma vicina. Basta ieri ci arrialarono un affazzo. E come lo può scendere via lo mettono? Ci sente lo collegio. E non ci porta manco né caniglia e fromentone per fare la carriera. Ma che razza di atto era? Razza purpigna? A quale porpigna? Non è che solo guaio. Lo problema è lo colore. È nero come una pece. E come disse l'andeco, atto nero e fetoso, alle podasce se si sei giopertoso. Tone! Tone, ma ancora ci fa stare, va credino. Ma come ci crei? Vero se c'è lo colore, lo podasce di via. Ora che ci fa? Ci avesse allargaria. Così non devo preoccupare, che queste cose le faccio fare io. Una leccata, una belata. Tone, Una leccata, una belata. Tone, io che ti avessi a fare? Se volessi ora che vossia che diventassi sindaco, facesse una legge per non dare la permissione da arrivare a tenere paesi. Ma finiscila. Ma pure, sembra una cosa. Con tutte le altre euro che avevamo paese, che ci avessimo a fare? Non sto ascolta qua, ci penso io. O le tingiamo, o ma no, le pigliamo, la ammugliamo nella cantarina e sciacquiano. Ma per favore, ma finisce. Donna Genoveffa, quale onore viderla! Le faccio i miei più sinceri auguri, prosit e prositone per la vittoria di suo marito. Grazie Tonino, grazie. Ma che veio, che portasce la Tenerome, portasce? Sì. Voluta fresca di stamattina. Magari l'ova ci voleva portare. E che faceste con l'ova? Maria. Tonino, ma che fa? Le galline si sono prese di scando. Perché deve sapere che il gatto della signora che sta a limitare al mio ordinario. Toni, non ti pezzi a raccontare tutte cose a ridere. Sì, Don Betre. Noi valutiamo di casa lo comune e poi vediamo da lì come ti posso aiutare. Io la ringrazio assai. Cosa la spesa avesse a essere grossa? Così non già va a pensare. Accatto 4 bottiglie di cantatina al momento della libertà. Allora potremo stare tranquilli. Amone ora. Sì. Ma questa bella picciotta. Ma che mi facesti una camarera? Toni. Ma pure facesti, ma così si fa? Come disse l'anteco, ogni galantuomo non si dispera che a mancanza della moglie c'è la camarera. Toni, va bene che si vede tardo. Cammina, che si vede tardo. Abbonè, che portasce la Tenerome, che se no, e pare che vinciva io con lo solo voto dentro. Sono sicura che con la croce che mi si anda e bascio in capo alla scheda, che su detto lo voto non solo a mia, ma a tutta la giunta comunale. Tale, fammi ravvescere che si vede tardo. Sì, cammina, va.
Tale, che so belle di robe. Ma come la levare? A me la pena mi viene. E intanto la levare, viene coccuono con queste robe. Ah! Carmelina! Perciò, Carmelina, come prima cosa, a levare tutte queste robe di mezzo. Mi viene la pena, mi viene, però la levare. Poi, ma dare una scopata in terra, che tagli che c'è? Talia, mi l'ha ingritata tutta la casa. E poi ti porti sta bella verdura. E la cuccia che ne la mangiamo stasera. Carmelina, a che fate assettate? Io aspettava che venite a parlare. S'aspetta alla ditta, no? Assettate. A monenni, l'esto. A travagliare s'assetta. Perciò, cominciamo con queste robe. Tale che c'è. Tale che so a sapere quanto mi costane. Che oro. Me l'accattavo nel negozio della Zacongetta. Chi ne chiama negozio buono la chiazza? Ah, sì, da caravigliare. Sì, però, seta purissima. Ma che giusto, che fine fece la figlia della Zacongetta? Che se ne è, non si può parlare più. Io che saccio? Io ci disse che mi faccio le fatti mie, è un saccio niente. Buono fallo, sa come si dice? Fatti le fatti tue e cambi 100 anni o quando vuoi. Ma io a cos'è te lo dessi, che mi ricordo che era una carusa brava. Sì, una brava carusa. Sì, ma Sara di casa. Sì, che va a fare? Tutta casa e chiesa era. Che ho sta chiesa, che casa. Trasiate lo portone e ne da sacristia. La sacristia? Sì, della sacristia. Di la sacristia? Di la sacristia! Ma che vuoi dire? Ma che voglio dire? Io niente dico. Ma ogni domenica c'era sempre un picciotto nuovo che l'aspettava nella la sacristia. Una volta lo figlio dello sacristano, una volta lo figlio dello macellaio, una volta lo figlio dello dottore e mio che mi firmo duco con la lista lunga. Quando si aveva ferriato tutti i dischitti, si aveva stato per uno maritato. Vero? Sì, ma Sant'Anna avanti la moglie e ci fece passare un piacere. E quera? Ma io che saccio? Io niente saccio. Dici che sa tutte cose, faccio niente. Sappi niente. Ma poi di cui tutte lo sanno, solo lei non lo sa. Per da madre non lo saccio, di me lo quera. Assondina, la moglie di Gelormo. Chi già esperta è. Solo le corna ci mancano. E ce l'abbiamo a mettere giusto Ida a via Zacongetta da Caravigliara. A Ida ci mancano le corna. Tu invece ti fai le fatti tue, beh? Ah, bella mia. Ma quali 100 anni? Tu manca 50 a replica, tu di qui io. Ai, 100 anni. Allora, levaste le cose del mezzo? Cosa levato? Perché vedi che ce n'era un regalo, ma le sistemaste le polette? Chi è che avete? Niente, stiamo parlando di cose di femmine. Allora ne voglio sapere. Allora, Carmelina, te ne vai da India e ti porti sta verdura, Sì, che la ora... cuci, giusto? Ma con già verdura? Yeah. Sonaro, assettamone. Varrapo! No, che rapido, ma assettare. Codè, non mi mettere a codè. Ah, come sogno misa. Cata a mettere tu, bella madre, cos'è, con la mano, cos'è. Aspetta. Caricata come un scecco che arrabri. Ma che fa assettare? No. Un rapere, un d'azzardare. Ma che fate a settarci? Soste, cammini. Lì la verdura. Suonano! Aspetta un minuto. Cammina, va bene. E non era misa ora io, come sogno misa. Già, dammi a mettere. Aspetta. Posso rapere ora? No, con sogno pronti. Ecco, ora può rapere. Serafina! Buongiorno, signor Pitrino, e auguri per la sua vittoria. Signora Genoveffa, auguri cara a lei. Buongiorno, Serafina, ma come mai questa improvvisata di prima mattina? Venne perché ho bisogno di parlare con lo sindaco, a se non è che venia. Non stare lì alla dritta. Vieni, siediti, accomodati. Che c'ha a fare io? Avanti. Ti posso offrire un caffè? Veramente hai una bruciore nella bocca dell'arma? Ma vabbè, un caffè quasi me lo peglio. Tale buono, questo me lo piglio vedere prima della comune. Ma la stai chiamando? La prima volta. Carmelina! Ma che fa? Carmelina! Chi c'è? Caso? Carmelina, caffè. Sì, grazie, però senza zucchero che io ci tigno la linea. Che cosa sta? Carmelina, chi a fare lo caffè? Cuccia vaghiere. Tu c'è chi a fare lo caffè andando lì
stessa settata. Mamma, ci sei, non si pezziasse. Scusate, ma è nuova ancora, non si è ambientata. Allora, Serafè, veniste per parlare con mia. Che ci fu? Successo qualcosa? Ho bisogno di un favore di vostia come sindaco, perché io a lei già lo favore ce lo fece. E ora tocca a lei aiutare a mia. Come si dice? Una mano lava l'altra. All'andra, dimmi, contami. Vediamo come ti posso aiutare. Io ancora manco peda e mi solo comune. Magari ne avessimo sbregare che si fece tardo. E lo capevo, ma solo lei che mi può aiutare. E sentimmo. Sono dezzette quando va a cominciare. Allora, di donna comengio. Tu ne hai, basta che cominci tu ne hai. Zitto. Sta mernata. Oh, se cominciamo di sto inverno. Conoscevo un picciotto. Vero, e non conoscessi in la sacristia. Che vuoi dire? Niente voglio dire, che capivo che le picciotte di oggi si vanno a conoscere tutte nella sacristia. Io veramente lo conoscevo alla chiazza. Solo capo della chiazza. Non riducimmo in danneggio per giocare alle carte. Io tirava l'escio. E gioiettava carico. Io tirava l'escio. E gioiettava carico. E allora sempre io vinceva. A cominciare con l'asso di coppe. Poi allo tre di spade. E all'ultimo, cala l'asso di bastone. 11 e 10, 21 e 11. 35. 32. 35 fa. No, che 120 fece. 120 quando la briscola. E allora ne che giocava a briscola, a scopone giocavavo. Ho briscola a scopone. Sta di fatto che era quieta e ora mi trovo nell'ombierno. Ha tanta quietà, manco mi pariva. Piano, pulita che servizio buono. Pulita. Pulita. Bacio. Io ci voglio zucchero. A meno che ci mettiamo zucchero. Ma che fa sta città? Sta città. Mamma mia, ma quando è là di sto caffè? A scondata mia, o è la caffettiera con è buona, o lo caffè che è scarso, peducchioso. Carmelina, ma non è che da verdura che mettesti in capo sa brucia, vatagliela. No, signora Genoveffa, può stare quieta. Io manco l'hai puliziata ancora. Ogniera è. E allora sa che fare? Va a mettere in capo che non la mangiamo a mezzogiorno. Non era più stasera la Cangiamo pensata, cammino lì. Dai, e chi se ne che la capisce? Una volta la mattina, una volta la sera, che morria, va. Già mangi. Mica sta imbracata tu la come nasce. Io? Sì, non te la scuttare con me. Tu ci telefonaste, tu. Tu ci telefonaste. Allora, Serafè, io ancora non ho capito come ti posso aiutare. Una volta queste cose, un secondo avevano lo parreno. Non è questione di parreno. È questione di appartamento. In pratica, signor Pedrino, a mia, non mi interessa della gente e delle voci della chiazza. Io lo caro su melotigno e me lo crescio sola. Ma mi serve una casa. Una casa! Sì, una casa. Perché appena mamma e papà lo vinno a sapere che sono incinta, mi gettano fuori. E almeno aione ieri menne. Quindi pretendo l'assegnazione di un alloggio popolare. Ma veramente le palazzine tutte piene la abbiamo? No. E qui si sbaglia, perché l'appartamento a primo piano della Zanunuzza si è liberato. Ave 15 giorni che la portarono nello ricovero del Raffaele. Vero, manca a votare la portaro. Che dei qui? Sì, ma che c'entra? Fino a quando la Zanunuzza è viva, risulta ida essere l'assegnataria della casa. Sì, ma la zanunuzza ormai di giardino non esce più con le sapete. Sì, va bene. Però fino a quando la Zanunuzza non muore, non è che ci posso trovare la casa. E poi anche quando, non è così facile. Ci vanno domande, carte bollate. E vediamo. Datemi il tempo di trasferire a sto comune e poi uno a risolvere tutti questi problemi. Vedimmo, ma con poco di prescia, perché lo tempo scorre. Paccamora me ne vaio, ma mi raccomando, non ne tammo banno. Vabbè, ma di una melo, tante chiede di tempo.
ci dugno 10 giorni di tempo e non si muove niente. Saccio una ghira a toppiare per fare correre lo sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Arrivederci. Arrivederci. Tale è a chissà. A cui vuole fare scandare. Un vessagliere. Ascoltami, di una di chissà vi dica a scandare. Che è facile, che nella disperazione va a ricorrere alla mala carne. E lo sa come va a finisce? Che la zanonuzza campa felice allo ricovero. E tu, nisci di cadindia con le pida a paliggia. E io? E io che fare io? Io che fare? Dimmelo tu che fare? Io che fare? Mi posso scordare tutte cose, mi posso scordare. Cameriera, processioni, l'ambulatini, parrucchieri, tutte cose. Tutte cose, come mamma a fare? Come mamma a fare? Però che fa? È facile che la zanonuzza, però ne stai 10 giorni amore. Sì. Ah, quale morire? Quale morire che chi è meglio di quando tu ti mi hai messo in tempra? E poi, quando avevi che avete lo figlio? Ha chiesto la Germania. Ah, che venne per le votazioni, venne? Sì, ma non ci dite vota a lei. Taglia che io chi sta la pesce. Ora tu fuori, l'hai tu fuori, l'hai tu. Ormai le votazioni finirono. Sono le 10 del primo giorno e ancora senza essere vinta si presentare un sacco di problemi. Mo quando me ne vai a questo comune, per favore. Aspetta, fatti tagliare. Ah, va, giusto sogno. Voletto, se? Sì, preciso sogno. Ti mettessi mutande di nuove. Sì, la America si fece tardo. P3. Che c'è? Ci posso venire a vedere? Oh, ne! Oh, comune! Ma tale, per favore, finisci. Ma com'è? Finiscila, per favore. Oh, ma una pedra mia. Sonaro. Arrive, sonaro. Arriccaiane. Arriccaiane. Se stramavo sta rama di prune che gli adesso usa lo sindaco e sua moglie aveva problemi fastidi da tuppamento. Come avesse l'andeco che si mangia le prune di sta rama ranne, state sicuri che si campina le mutande? Giusto hai che se mi schiedi nuove. Oh. Tone, Non c'è la cameriera che magari le portava di già, vedemmo. Sì. La cameriera. Aspetta che la chiamo. posso lì, con niente ci va a me, io stavo vicino. Non si. Sta rama per non sappezzare va stare messa allo scoro. Perché come disse l'andeco, con la rama messa allo scoro, lo proneggio si mantiene bello d'oro. Ma tutte tole sa pua. Carmelina la vai a chiamo. Carmelina, vieni qua. Carmelina! E sogno. Oh, signorina Carmelina! L'ho portato in dono questa rama di prune, che io quando la vette disse pensava a tia. Disse, cos'ha Carmelina? Gli aveva fastidio no fondamento. Che se per fare stupare su precisi. E allora ne che la portava per stuppare a Nandi, per stuppare a Carmelina. Non ti pigliare i pensieri per mia. Io non hai bisogno né di prone e manco di... No, io lo pensiero per tia me lo peglio magari. A moneta indica te lo faccio vedere come è mettere. Perché vedi, sta rama va a stare messa alla ditta. Perché per se mantenere il citregno lo proni, la rama non va a stare messa mai a pennolone. Ascolta, io non lo faccio come disse l'andeco. Dicia, che io non lo faccio come disse l'andeco. Ma tu non mi stai ramate prone, avanti che ti arriva un tombolone, va. Chi sta nuova è? Tone, Non la sapia chi sa. Tone, amore, niente, ora ci pensano le femmine, ma niente ci vado io, io prescia. Non tre. Appena mi fita Carmelina, voglio dire Catarina, ci porto lo vicino e sono su ogni mattina. Sì, Arrivederci. Ora cammina, Arrivederci. amore che si fece tardi. Arrivederci. Tali è da casa. Ogni volta che viene, tali. Buona ne fine. Ne mesimo l'acqua in e lo rubinetto di fuori. Mi pare che adesso si leva la testa per Carmelina. Sì, ha già Massaruna a Eddu sa a caricare, lei che mette l'aria allo specchio. Ma come? Mamma mia, come va a vedere? Che ti metteci davanti? Perciò, allora, ti dire una cosa.
Vica io ora niscio Sì. e vai a fazzo shopping con Carmelina. Certo, cammina. Ci può... Aspettami, ci viene una prescia una volta. Allora, è pua, te cattare una camisa, però la meglio camisa per il primo cittadino. Ah, certo, che Sì, ci sì. mancasse E poi la altro. mi ave una mattinata che asconti giuliare gente. Ora che parlo io e ci viene la prescia. Perciò, la cosa più importante Sentiamo. che è passare della chiazza, perché l'hanno a vedere, tutte l'hanno a vedere, che la moglie del sindaco si è fatta la cammarera e che ora sono diventata una persona fine ed elegante. Carmelina! Carmelina! Le chiavi. Carmelina! E che grida che sogno qua? Carmelina, perciò, lo capisci? Lo capevo. Io tu passi innanzi e tu passi in arriere. E so 4 passi. No, io ti dessi do. Ah, come? Ma sì, da 2 passi in avanti. E io sogno 2 passi in arriere. Non so 4. Secondo me avessi a camminare allo lato. No, non esiste proprio al mondo. Le no. chiavi, che me ne- Le chiavi poi te cerco io. Oh mamma a fare. Cos'è? Mettete qua. Allora, ora tu a fare a Carmelina. Tu Talia. Allora, io do passi in avanti. 1 e 2. E tu passi in arriere. 3 e 4. Ma che te ne sto in arriere? Narrere vede geste. Ma stare in arriere, ma le passe la farò in avanti. 3 e 4. Lo capisci? Sì, 5 e 6. 6, babba 6. Ma sape contare? 2 passi lei. 2 passi lo sindaco, giusto? E 2 passi io, non so 6. Talè, a mia con tutti questi numeri mi state facendo compondere. Allora, come vuoi camminare, cammini. Basta che mi cammini da arriere e che un divisa a divisa che danno a tagliare tutti, Amonenne. Amonenne. 1, 2, 3, 4. Stai contando cosa mi componno? Amonenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le faccio allontanare tante chiede, se no se la vedi chissà che fa mettere vedendo mamma mia in colonna. Ma poi di chiave un nie che me le può. Io li puso a qualche banna e non li trovo mai. Onne me le metto. Sonaro. E non che può essere Ida. Se era Ida trasiva, aveva le chiavi poteva trasere. Muca va bene qua. Good morning, Mr. Sindaco! Bacio le mani a voscenza! Mi sembra di non aver avuto ancora l'onore di conoscerci. Aver ragione. Come posso aiutarla? Aver ragione, non ci aiutate a qua partigno. Io sogno Salvatore, tanto piacere. Sa piacere. Lo nipote dello zia Chenillo mezza stanga. Lo zia Chenillo, lo mio nonno. Sì. Stava da capo lo porticato. Da. Vicino della Zannettina, la sorda Mascioneno. Oh, Biedo, Lei le conosceva? mi sta montuando cristiane che aveva 100 anni che sono morti. No, lo mandanno più picca perché amore reca materno. Riposa in pace. Amen. Amen. Nassettiamo? Senti, io ancora non comprendo la motivazione della tua visita. Che succede? Come ti posso aiutare? E assettamone? Sì, Io 2 ce lo minuti. spiego. Assettiamo. 2 minuti, è il tempo che ci vuole. Allora, Mr. Sindaco, Avanti. lei va a sapere Sì. che io ho nato e cresciuto al Texas, Texas. in America. E chissà, è la seconda volta che vengo qua. Perché, come ci disse, questa era la terra natia del mio nonno. E lui mi parlava sempre di quanto è bella la Sicilia, e l'aria fina, e lo sole, quanto è bella. E allora mi venne la pensata di azzezzarmi la house delle Mananne. Che? La house, la casa. E solo quando arrivavo qua, insomma, aveva tanto tempo che era chiusa. E quando trasevo, le mura erano scrocciolate. Ci vuole essere poche spesicelle, Poche allora. spesicelle all'utietto e lascico, ma pare che si dice lascico. lascico, sì. E lascico era broken. Come? Era rotto. E qualche utera perciava della banda d'indra. Allora tutta da ripigliare è sta casa. E perché sospiavo al mascio, solo che lo danno è un poco expensive. È un poco caro, un poco caravigliario. E niente, come ci diceva, l'aria è fina. E le femmine, Mr. Sindaco, che complimenti! Ci sono femmine veramente beautiful. Ah, vero lei, quell'americano. E perché se volesse che lei mi aiutasse, insomma. A cercare qualche femminetta. Cacco che femmine, io sono americano. Le mie le femmine vivono sole. Io volessi che voi sia, come si dice, mi aiutasse a trovarmi qualche posticino di travaglio. Ecco, se mi vosco qualche cosa e mi posso ripigliare sta house delle Mananne. Che caroso bravo il Yeah. Massaro che si vuole arretrare al suo paese. Ce ne volessero 100 di carose come a Sono te. contenti. Ma vedi, Bidu, non è così facile trovare un travaglio tocca e toccamo. Oh, why? Perché? Perché?
Perché? So che c'è di tacciare, non possiamo tacciare. Le ciambole io buone, taglia a mia. Sì, che solo capevo. Dai, facciamo una Come cosa. fare? Ora, tu lasciami il numero di telefono. Yeah. Dunami tanticchia di tempo. All right. Che io ti faccio dare una risposta come quando appena vivo come si mesero le cose al comune. Bene, Magari ci può essere qualche candiere. Mi pacca solo il telefono. Scusa un momento. Prego, facesse. Pronto? Buongiorno, sì. No. Non hai nessuno dentro, ancora manco hai fatto 3 passi di dentro, sogno ancora qua. Sì. Cioè, scusami un momento. Prego, quando facesse. rispondo da Yeah, un momento. Ah. Sì, dimmi tutto. Io che Luca via di dirci ce lo dessi, suonare alla porta. Ma non posso ir a aprire. Mister Sindaco? Mister Sindaco, suonare alla porta! Mister Sindaco? E c'è chi apre, che fare? Vigno, vengo! Aiuta, mi sono innamorato. Aiuta, ma con me combinato. Aiuta, un cuore di amare. Aiuta, voglio solo a te. Che scuruleggio! L'umananno gli era tanto devoto all'America, ma perdonare San Glorioso. La puzza aiutare? Vai a fare, non so cosa sia. Perché ma non hai capito niente, che cosa adesso? Sputi? Vai a fare, non so cosa fa il sindaco. Peggio di prima, ma insomma, lei a cosa cerca? Al sindaco. No, e chi sei alla casa dello sindaco, in realtà? E tutto così. Assessore. Assessore, ma che cosa ti interessa a te? Io sono Salvatore. Arriva, Salvatore. Salvatore. E Salvatore ce ne sono tanti. E cos'ho? C'è Salvatore in Zossolo, Salvatore su Pareggia, Salvatore su Siggia. Tu a quale ramo appartieni? Io sono delle mezze stanche. Ah, Yeah. a te sei mezzo stanco assitati. Scusa. Io adesso che sogno delle mezze stanche, che lo mio nonno era lo zio Iacchinido mezza stanca. Ah. Va bene? Sogno qua, e vigno dell'America. Dell'America? Yeah, dell'America. Dell'America che venisse a fare qua? Arrivi, e tu la vuoi sapere lunga? Io sogno qua per cercare lavoro e domandavo a Mister Sindaco. Se al sindaco venisse a Al domandare. sindaco? Perché? Chi c'è? Ca. Solo uno c'è che può trovare i lavori alle gente. Quel che so? Ma pare. Tuo padre? Ah, tuo padre fa di manager. Che? Come si dice? Fa di collocatore. Sì. Yeah. Non ha collocato Oh. a Certone, magari lo posso fare. Oh my god. Ma allora tu di cosa sei figlio? Io sogno lo figlio di Don Pasquale. Ah, di Don Pasquale. Mi chiamo Ale, Ah, yeah, Leandro. detto o Cavaggio. Ah, Leandro detto Orse. Quale orso? Io Cavaggio adesso. Orse, cavallo, Orse si dice. Ma qua era la porta. Sapevo, Mister Oh, Sindaco. Aleandro, tu sei. Buongiorno, sindaco. E che ci fa qua prima mattina? Venne per dirci che sta venendo papà. Per farci l'auguri. E per chi ci va a parlare. Papà. E di che mi va a parlare? Ma cosa che è per Serafina? Sindaco, io di lei lo voglio cercato lo travaglio, no? Dello paccio di chesso. Serafina mi aveva detto fra 10 giorni. E io niente saccio. Mi desse solo d'un fardo toculiare. Quindi ora, sasse giugo e un gito culiasse, fino a che un bene papà. S'assettasse perché lo paccio di chesso mi pare di capire che è pizzo grosso. A mia la dire qua. Lo sa perché ci dico? Forse è meglio che me ne vaio. Sì. Arrivederci. La saluto, Ti accompagna alla porta. Oh, ne va. Ma le accompagnare alla porta. Non c'è bisogno. Non mi può accompagnare. Salvatore a strada a Sapri. La saccio, yeah. Arrivederci, Mr. Sin. Cammino. Ciao, Orse, ciao.
Mi pare un po' così moneto. Ma ne per caso siete parenti? No, io non ho parenti stranieri. Senti, Pietro, ma che ti disse dopo? Che va bene ora, subito? Se subito mi... Ecco l'affare peculiari. Fermo, Ma gli arrapa la porta! ci penso io. Tu fermo. Me ne sta rapere tu. E certo, mi dicessi un fardo peculiari. Io devo pigliare, tanto spirito io, tanto scemo ne to edge. Buongiorno, signor sindaco. Le faccio i complimenti per questa vittoria. Perché se non si vuole fare male o ne mettere la croce, lo decide Don Pasquale. Io lo ringrazio per il voto che mi ha dato, ma penso che la gente mi abbia scelto per le mie qualità, per il programma esposto in campagna elettorale. E quale scelta? Quale scelte? Quale programma? Programma. Sonnetta per mia, caro sindaco, lei era ancora masciucola con una forma. Masso cola, una forma. Comunque, passiamo avanti. Passiamo avanti. Lei in questi giorni ha esposto il suo programma, ricco di idee e innovazioni. Ma ora lo pigliasse e lo mettesse da lato. Sì, se ci posso studiare o colo. Ma come da lato? Io devo dare soddisfazione ai miei elettori. Non si preoccupasse, non si preoccupasse. Ce l'hanno a dare le soddisfazioni alla gentuzza che cercano un travaglio, alla gentuzza che cercano una casa, Una casa. raccomandazioni. Ma io ancora manco la capo la sedia mai assettato. E poi abbiamo capito che avete giorni di tempo. Ascolta, per quanto riguarda i imbeglioni le decido io. Tu ci metti la faccia, ma le fila le tiro io, Li tiraggio. caro mio sindaco. Ma setto, mi fa male un po' con la schiena. Caro sindaco, a stare a dito quando parlo io. Modestamente godo di una certa stima e rispetto di tutto il paese. Ne hai aiutato Gentozzi, Zindossi. ne hai ospedogliato Matassi, Matassi. che giocate con io, avevo un peso. E nessuno, dico nessuno, Con nessuno. sa va a permettere di contattare a Don Pasquale. Perché con la mia parola piglia po' offesa, a giorno a tavola tesa. A tavola tisa. Oh, capito? A te non in avanti e a preso ci sogno io. Ma non si preoccupasse, Don Pasquale, perché io sono stato eletto anche per questo, ma sempre nei limiti della legge, però. Legge? Legge? Ma legge che io qua scrivo e dico io. Sì, scrivi. Ne hai portato pizzina, vero qua. Ma zitto, te carnalavaro, zitto, ti fa parlare la tua pa, zitto. Zitto. Caro sindaco, ora vediamo il motivo della mia visita. Visto che come si dice, una mano lava l'altra. La manaccia. Per tutto lo bene che hai fatto in questo paese, mi tocca almeno l'intitolazione di una via. Di una trazzera, papà, di una trazzera. Ancora parli, ancora. Anzi, di una chiazza fosse ancora meglio. Ma come una chiazza? E non è che ne abbiamo chiazze senza nome? E ce lo cangiamo il nome. Ma non è che si può cangiare a così il nome? Se può, se può. Per esempio, Gran Capo, c'è Piazza dei Caduti. Che nome è? Dei caduti. Cuccia caduto. Ma ancora, non poteva fare una pezza di ricotta. Comunque, oppure c'è Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi? Cominciato Garibaldi. Tu lo conosci? Io non conosco. A me conoscono la gente. Io sola io ho fatto bene per sto paese. Vede, Don Pasquale, per intitolare una piazza
o anche una semplice via. La legge italiana prevede che siano trascorsi almeno 10 anni dal decesso. 10 anni in capo lucesso! Io dopo che sono assestato 10 secondi si aggiungono tutte cose. Non ne posso più. Non ne posso più con questo, non ne posso più, non c'è più niente di me. Comunque, stiamo partendo con lo piede sbagliato. Vediamo di cangiare sta legge prima che te scade lo mandato. Sempre se non te lo faccio scadere io. Ma comunque, passiamo avanti. Passiamo avanti. Caro sindaco, ho pensato che per attirare un flusso turistico di nicchia. Mi dica, è interessante la cosa. Papà, dicelo che alla sindaco ci piace di nicchia. Ci piace. Sono disposto ad investire grandi somme di denaro. Mi dica, don Pasquale, se è per il bene del paese, di che cosa si tratta? E cosa si tratta? Cosa si tratta? Così. Ammarrapere le case chiuse. E a cominciamo a belare. Non c'è nudo né chi da pirti. Lo capisce con si ne pigliano manca realate. Come la marrà per queste case chiuse? Ma papà, c'era bisogno di dirlo al sindaco. A una pedata te le sponno io a queste case chiuse. A pennenti mi chiamano o cavaggio. E due che lo sbaglio. Due che lo sbaglio. Scecco ti viene a chiamare con tanto le corna. Scecco. Caro sindaco, è un lassasse. Io mi riferisco in quei luoghi dove gli uomini con molta discrezione vanno a passare. No, don Pasquale, ma che fai? Sta scherzando? Aprire quel genere di case è reato. La legge non lo permette più. Ormai è illegale e si rischiano fino a 20 anni di galera. 20 anni di galera? Per la porta sfornata. Ma come minchia fine? Ah, vero? E per la prima si va a morire. E per la seconda si vanno a fare 20 anni di galera. Ora vediamo che mi va a dire per la terza richiesta che te faccio. Vediamo se è fattibile la terza richiesta. Tu la conosci, la mia figlia Isabella, la carusa Massara, Massarissima. Massarissima. intelligente, Intelligentissima. Intelligentissima. diplomata, Diplomatissima. Diplomatissima. ma un poco Bruttissima. affrontosetta. Che vuole, caro sindaco? L'anni passano, sia per mia capiglia, e se non si una mossa, e quando me la godere in cocche nipote. Ah papà, a questo cavaggio patingia, a te lo stampo io nipote. Tu cavallo, tu solo scecco sai stampare, solo scecco, non ha capito niente. Comunque, visto, caro sindaco, che negli ultimi periodi un allassato porta a ferreare e conosce buone tutte le picciutte scritte del paese, aveva pensato che avesse in testa qualche picciotto, che fosse un buon marito per la mia figlia. E che ce ne cercaria? Certo, non si sapeva che io avevo presentato le cose tanti, che di mia s'hanno sempre spedogliato sole. Ma stavolta capisci che una manuzza d'aiuto ci vuole, giusto? Giusto. Quindi facetemi capire. Volesse che io trovo un zitto per sua figlia. Perché? Ci sono problemi pure per questo? No, dico, non è che è una cosa facile. Perché? Perché? Dico, non è facile. Per stare con Masuro ci vuole coraggio. Sì, ha ragione potesse avere, però tu sei marita con la mia figlia, può avere tutto che tu vuole, si sistema per tutta la vita. Sì, che solo capisci. Però, ormai i matrimoni combinati non se ne fanno più. Combinati o scombinati, vedi che tu cammini a fare. Se al momento non c'è soluzione immediata per le prime due richieste che ti fece, per chissà non si scappa. Non ci sono santi che tinno, né morte né galera. Ma trovare niente, no. E me la trovare io, prima che scura, caro sindaco. Se no, ne finisce male. Ne potremmo muovere. Amore in Aleandro. Se no, amore. A Eggio Iennero e a mio cognato. Se no,
Andiamo, figliuolo, andiamo. Ma come ci portate? Come ci portate? Come ci portate queste cose? Giusto ora che devo andare così. Non ce la chiede trovare un povero piaciuto per chiesa. E non fa facile, e non stasera voglio. Ma come non ce la chiede trovare non stasera? Come ce la Carmelina, ma lo vedesti? la testa alle mura. Lo vedesti come li tagliavano tutti mentre camminavano, lo vedesti? Ah certo, a come era parata? Vedi? Ma che facesti già, lo comune, venesti? Ma io ancora manco ci aiuto, lo comune. Non c'è aiuto però tale che mi accattavo. Tale, muro, che mi scordavo la cravatta. Che solo sapia, non c'erano dubbi. Basta che tu punzi tu, ma almeno la camisa me la cattaste. A quale camisa? Chi già era tanto ingiagianata che ci aveva a fare una iumenta parata. Finitela per favore, le robe, l'ultima fissaria, via i pantelli delle pensiera per la testa, paccamora. Petre, ma chi ha? Petre, mi fa scandare, che c'è? Niente. Che c'è? Che c'è, Petre? Niente. Ah, niente, tutto agitato, sì, che c'è? Niente. Signor, a che ci vuole l'interprete? Non lo vedi che non può parlare in avanti di mia? Lo capevo. Me ne vaio. Sì, portati citazione che restare in mezzo alla casa. Piano, piano con il servizio che costa assai. Piano tedessi. Petre, ora mi dire che mi sta facendo scandare. Ma letto magari quando diventavo sindaco. Cioè, perché? Madre, che c'è? Se ne è, che c'è? Vieni a farmi visita Don Pasquale. Don Pasquale, a che viene per l'augure? Ma quale augure? Ne porta un realo? Un reale, non lo mettessi. Ma quale realo? Che tu le reali le vuole fatte, no che le fa. Cioè, e allora perché viene? Non lo può mai immaginare. Non vedere che venne per Serafina? Vabbè, da madre, tu una cilla, sta casa, tu una cilla. No, vieni per la casa per Serafina, peggio. Peggio? E che c'è di peggio? Non te lo può mai immaginare. Ma certo che ti posso leggere la mente. Che c'è? Parla. Ma già, se ne è, già, India che coggi la verdura, se non la coggi da massaruna. Avanti, che c'è? Vole. Detolata una chiazza. Aperte le case chiuse. Ma che c'è un belare? E che ci a trovare un zeto per la figlia. Minchia! Ma chissà, manco se si mette a sposciare la sacrestia lo trova ora. Appunto perché sei più difficile. E un solo che so, vuole che ce la trovare avanti che stasera, se no... Petra madre, come entro stasera? Come vamo a fare? La verdura è quasi cotta. Che la volete per ora o per stasera? E stasera, che ora mi passa fino alla fame, vedemmo. Tale, sa che a fare, Petre, amone, che andiamo già d'india, che mia con tu capito, ma musciare un ciuffo e chi non parrucchiere. Amone. Tu parli di parrucchieri e a mia, avanti che stasera vanno a fare barba, sciamba e capelli. Sì, cammina, amone. Sì. Ah, lo vedesti come ci finì allo sindaco? Manco lo tempo da chianare, ci dittero. Meschino. E la fiscia lerie. Ora ci fa ingegnare Eggio, Don Pasquale la vistina. Ma chi da niura, te lo vede restando. Ecco una vistina, ci va a fare tutte le processioni. E poi bella va a parere la vedova allegra, da che bella, con le pugna pettate e le capelle fatte. Ai, vigno, stai venendo. Tu aspettami, Duco, che finisci da lasciarti dopo, stai venendo! Tutte in casa ora, non pare la casa dello sindaco. Allora, però... Buongiorno, ma lei è? Tale che ce lo è, si dice la cameriera.
Ah certo, ora che è diventata la mogliera del sindaco, si può spellare l'ita a aprire la porta. Sì, ma qua è lei. Sì, però la casa è ancora ingrasciata là. Certo. Da lei, a chi cerca? Mi quando reala. Fino a una bottiglia c'è. Turcella. A che su sei che è venuto a locale? Ah, chissà se che ne capisci. Cameriera? Uniamo cucina col nuovo sindaco. Ah, ma lei quindi chi è la cucina? Chi è la cucina? Ah, questo tipo. Cucina adesso, cucina. Lo capì? No, aspetta vai a tenere. No, non ci può chiedere da dire. Sta aspettando che un momento vino, per favore, va. Allora, Su da tinta che stanno ragionando. è che ci carichiamo da ragionare a cucina. Pensavo che era cucina. Vabbè. Stanno ragionando e non lo so io mi faccio le fatti mie. Però mi passa di capire che senza cominciare già si parla di favore grosse. Ma certo, come la capire con le mura grusse? No, favore grosse. E con le vuole fatte sti favore? Don Pasquale. Don Pasquale. E che venne cane sta casa? Allora, vedi Don Pasquale. Si ascolta, tu parli piano piano, io non ti sento sogno mezza tranta, a sittati di cagachisse la uricchia buona. Conta, che volia Don Pasquale? Insomma, Andura, venne Don Pasquale e sapesse lo sindaco che ci vuole comenare. Cosa vuole porcare? Sindaco. Ah, ma Genoveffa. Ah, meno male che era l'oricchia buona. Ma che ne giocare a cuculonino? Ma quale cuculonino? Venne e caga, vuole cercato lo zeto e stasera la figlia. Oh, certo, tu cuculu piglia. No, tu lo piglia, non è cuculonino e non lo piglia. Non lo piglia. Lo piglia la figlia. Lo piglia, lo E capevo. poi vuole pigliare lo piglia, dai. Ah, Annettina. Annettina! Cieca, la sindaca! Auguri e prossimo davvero per questa vittoria! Grazie. Vedi, era caca, riuscivo una cameriera. Sapete vedere aspettare. Hai fatto benissimo, ci voleva. Ora che sei la mogliera del sindaco, non è che ti puoi abbassare a fare l'esibiza. A dirti la verità, ne? Sì. Tutte cose mamaretto fece, perché io manco la voleva. Ti fa se l'angulia. A l'anguliare Saida da Don Pasquale. E che è stato di Don Pasquale? Chi rende cedesse? I già potesse. Un solo surda magari in bame, chissà. Ma che sa? Dici che vuole fare certe cose di tuo marito? Annettina! Sì. Annettina! Oh, signor sindaco, auguri e prossimo davvero per questa vittoria. Auguri. Grazie Annettina, grazie. Auguri. Tutto lo desta, Annettina. Che sa di Don Pasquale? Annettina, Don Pasquale, chissà. Don Pasquale, vero? Ascolta, Pegeno, lo conosciamo tutti come Don Pasquale. Se non può fare la fine di Peppino, che lo mannà non ci mettete. Anche contro la tua volontà, accalati e non ti lamentare. Ma che vuole dire questa calata? Che vuole dire? Giusto, me la chiedi che si fece tanto. Chi può adere? Vieni, sai, non vieni a chiedere. E vai a sinto che si dice alla chiazza. Arrivederci. Me lo fai oro che va a sentire. Ma qua l'accompagna. T'accompagna, Annettina. Comando, Pegeno, accalate. Sì. E tu la cucina fatti forza. So che nasce, partiamo. Va bene. Ciao, Annettina, ciao. Ma che vuole dire questa calata? Che vuole dire? Ma che saccio che voleva vedere? Sinde, ascolta mia. Andiamo all'estero a cercare sto zeto per la saladia, perché se no ti puzzerò a cercare la tomba lo puscio allo cimitero, ti puzzerò a cercare. Ma come ci porta, mia? Come ci porta? Per un piacere tuo di riferriare e farti conoscere, a mia mi stanno mentendo un croce con tanto di cose. Per un piacere mio! Sì. Ma puscio di chiangere minesca, Sì. ve la stittate, che andiamo a cercare un zeto per la cosa bella. Sì. Cucciamo a dare. Cucciamo a dare. Cucciamo a dare un bidu picciotto. Sì, un più picciuto.
Appunto, un birro picciotto. Ma cosa ammattare? Tu ci stai pensando? Io ci stai pensando. Ci ammattare, ecco. C'è che do picciotto, che do che avevi la macchina tutta sperluccicosa, che la lavi la strica Ma sempre. Vittorio Saida! Che so? Non fosse buono piggia, se la mettesse in capo e la conoscessi di la mattina alla sera. Che so è che tu che cercasse Totò, perché tu sai cosa ti referiranno e farti conoscere. Ma perché? Non fosse buono piggia che so. Ma che su mi insegnarono? Lo sai che fece che su mi insegnarono? Senti. Quando c'ero per lo vuoto, mi disse secca, me lo dava, e poi manco mi sfondava. Appunto, allora Nandi ci caricammo sta bella cambiala, a così facciamo a ricreare a Edo e a tutte le Saida, miserabile, me insegnare e ammocciante. No, anche quando con Don Pasquale avevi una vita che sono sciarriati e che tu c'è accomenato su precchiareo. Ha fatto bene. Ma trova qua. A proposito di bene, c'è Carmelo Bene, che tu che ci dittero lo posto di Pirello per l'invalidità. Che tu che ci manca un occhio. Quale ci manca? Che stu ci manca? Fosse preceso piggia. La notte se la curca di chi sta la tata, così, ma non la vede. E se la inquadro con l'occhio buono già pensava che so. A cosa magari? Oddio, che t'ha nessuto un nome di mucca. Se mi dasse tu il tempo. Ah, non avevamo tempo. Ci ammattare. Lo trovavo. Lello Cucchiara. Lello Cucchiara? No, Lello Cucchiara no. Che fa, babè? Perché? Che tu puoi essere un sordo se facesse dare 3 punti in culo. Non sono maritato per non affrontare le spese del matrimonio. Che ci va a fare cara la sarda? Uno di qui, un te ne va a genio, manco uno. Te ne ho detto 3. Ora un te ne devo cucchiò, ci a pensare tu. Ora ci penso, se mi dasse Pensa. un tempo. Sì, non avevamo tempo, pensa. Ci sta pensando? Sì, ci sta Ci pensando. sta pensando? Pensa però, pensa. Allora, Avanti, sentiamo. ci volesse Che ci volesse? qualcuno che almeno non avesse avere difetta, almeno la faccio. No. Adesso. Pua avresti essere gradevole nell'aspetto, Almeno Edo, se no ti immagini, Edo. senza grandi pretese, e che fosse un poco deficitario intellettualmente. E che bene a dire deficitario intellettualmente? Scemoneto! Va vedere! Ma ricoglie, vedo Ma che c'è vuoi, Tony? Che c'è vuoi? Calmati! Buono! Tony! Che c'è vuoi? Le torce! Che c'è vuoi? Se non si caro tutte le cardune! Le cardune, sì! Le cardune ci vogliono! Un guardone sì, un guardone no! Se non le capucce cominciano a essere senza cardune! Calmati, come ci penso io, calmati! Le buste la fare Italia, le buste! Bustede, Sì, ora sì. come venne? Che dico, quello faccio io! Ora ci penso io, non ti preoccupare, ora calma, dai, respira. Ti calmasci ora? Sì. Non ci penso. Tranquillo. Che c'è? Che è successo? Tranquillo. Che? senza grandi pretese. Io non capisco che bene a dire. Gradevole nell'aspetto. Sempre bida è stato. Senza difetto alla faccia. Ma manco non hai un difetto. E lo dessi senza grandi pretese. Sì, magari non capivo che bene a dire. Ecco, vedi, deficitario intellettualmente. Che? Scemoneto! Ah! Ecco, lo trovavo lo minchione. Ti vedo troppo pigliato di sto travaglio, Tony. Pensi sempre a sti atti, a sti gattini, sti sorci. Devi pensare un po' a te stesso, Tonino. Ma aspettamone però, ogni volta che vieni non ti assetti mai.
Hai tutte le scarpe ingrattate, Nende? Niente ci fa, assittate, tanto c'è Carmelina. Vedrai, assittate adesso. Perciò, Tony, lo tempo scorre e gli anni passano. Ma che tu quanti anni hai? 39. Lo 25 d'agosto sono 40. Lo vedi, l'età è che è giusta. Perché è giusta perché? A come giusta perché, Tony? Lo torrano là? Sì. La casa di proprietà là? Sì. E l'ubito che denaro? Sì. E non mi ascoltare Catarina. Catarina? Sì, Catarina. Ora come Catarina? Petreno, questa Catarina, Sta quieta, che Caterina è una gaggina, Che te mangi? La meglio gaggina c'è mattina, tombe 3. Dice che mi fitta triova la mattina e triovano dopo mezzogiorno. Io la panzacchina e ci vedo per fare spettacoli. Tale, Tony, allora, ti stavo dicendo, che io e Petreno abbiamo un mente, una bella picciotta pittia. Per un bene. Ma Sara, Non ha travagliato mai. di buona famiglia. Non si parla. Io e Petreno avevamo in mente una bella picciotta pittia, ma bella. Sì, vero Pepe. Ma che portaste sta ritroglio per mia? Rami di pruna, verdura da nettare? No, questa volta niente ti portavo. Ma se vuoi te la raccoglio subito, tu bello faccio di verdura. Fresca. No, ma che passa, va niente. Sì, Tony, ascolta mia, aspettiamo. E scopami sta casa che me l'ha increta tutto, me la sta inchiappando tutto. E io perché sapete sotto no per parlare con sto babbo? Allora, Tony, avanti, che ti stavo dicendo? Che io e Petreno abbiamo in mente una bella picciotta pittia. Bella, Tony, a patate precise, siete come la campana e lo battaglio. Siete come, vedrei come suona che mi aiuta, come lo pane e lo companaggio. Sì, signor, sa come so? Come so? So come lo renale e la colonnetta. Sì, come lo bastone per la sua scopa. Ah, ma sto babbo l'ha caputo ancora, che lo bastone di giù, non è buono per la zapputa mia. Dale, Tony, lasciala perdere. L'anno a fare suzzetaggio. Sì. Allora vieni qua. Sì. Allora, ora tu Sì. te ne ghieri d'india. Sì. Ti metterò bello vestito Bello e vestito. poi torni per la presentazione ufficiale. Sì, a così vediamo che non c'è solo mazzo pa. Sì, cammina, Sì. dai, forza. Ah, un bello vestito ninja. E va a mettere- Callo. Ieri della buona armuzza dello banale. Se la mia ha cantato per la morte. Ma poi ce lo potevo pelare. Ma che dice che lo aiutava? Lo pigliavo, lo messo nella cascia. Ci messo due pugni di naftalina. Ora arrivo io, me non saio. Un momento e piglio subito. Carmelina! Un momento vigno, Carmelina! Sì, Tony. Carmelina! Sì. Carmelina! Fallo scavolare tanti questo vestito però, mi raccomando. Tu, la vodka, non te la freddare mai, che in questa casa sempre tutte cose a fare. Povero Caruso, non esiste chi innambelare. O si ci impila entro, o ci impila una tia entro la cascia, ma senza naftalina però. E ora va di Don Pasquale e ci va a dire che lo picciotto lo trovammo. Petre, ma che è tranto come sto cucina? Petre con te parlo, vedi che ti fa standare lo cuore, ti fa standare. Cammina all'issiti. All'issiti ora, c'agghira all'issiti, cammina. Vabbè, mo caniscio e vi di farcelo sapere. Cos'è ti cuita la testa, vedete? Giamati, io non capisco perché mi peglio sto pensiero per dentro, che si morendo. Fanno a mia, se una cosa ricria, lo paese si ricria. Tutta ricreata, Nes. Precisa fu la pensata, precisa. A che ti pare, vedi che quando mi ci metto io, faccio quadrare tutte cose, o volere o volare. Sì, però... Lo sa bene quale lazza si sa innambelare do povero Caroso? Senti, o lo capì o non lo capì. Chissà è la zitta. E poi ne va della vita di mio marito. E chi da nostra, signor? Finendo lo sindaco, finendo processione e cammarera, vedemmo. Fatta, la cosa fatta fu, no? Ma che faccio di cesce già? E perché Don Pasquale non lascia giù il babbo dello figlio qua a guardare dalla porta? Lei a chiamare fa conto che arrivano. Stanno venendo ora. Quanto ci vuole? Devi arrivare Vediamo ora stanno venendo. Subito, Carmelina, resistiamo a casa. Subito. La casa, le bicchiere.
li picchiera Carmelina. Pedamati, c'è Murino. Piano piano, veloce Carmelina. Signor, piano veloce, io non ne capisco quando parlo. Ascoltami, a dire piano cosa dice che tu buono, ma a dire veloce. Va, Stai che sta venendo lì. Sta venendo, pedamati, c'è Murino. Carmelina, ascoltami, ora tu te ne giri da dentro, non ti farà vedere manco per sbaglio, se non ti chiamo Cain non già vedere, che la cosa è delicata. Delicatissima. state quieti che me ne vedo a tinta e un affaggio. Cammina, cammina, va ten. A Eddie ci pare che fa me la perdo sta imbracata io. Ora, sta venendo. Genovè, sa lo pensiero non l'hai ora. Se fanno bene Don Pasquale e lo picciotto non ci piace. Se non ci piace, a che fa? Non lo vedi che cambiare ci vuole caricare? Tanto turto manco no. Ma lo capisci di cui stiamo parlando? Che ti pare se babbo Don Pasquale? Se spirito la va a capire, tale che mi dasti e tale che ti dogno. E poi mi dire tu, che avessi di se lamentare di Giocaroso. Non ci manca niente. La casa lavi, lo terreno lavi, le atte, le sorci, le gardene, le bustine, tutte cose lavi. Non ci manca niente. Tanticchietta, cos'ha, giusto? Tanticchietta di espertizia. Che poi, niente ci fa. Quasi che mi viene magari la pena per Don Pasquale. Per Don Pasquale? E perché? Io tra lo figlio cavallo lui è lo scecco, la stadaghina lave. Ma che ne interessa, Nandri? Ascoltami, basta che la cosa si fa e tu ti salvi la vita. Ma speriamo. Sì, speriamo. Speriamo. Ah, se ti metti cosa facci però, è sicuro che la cosa finisce ancora prima da cominciare. Mettiti tanti chiedi allegro. Non ti preoccupare, la sa fare mia, la sa fare allora, mia. siamo a cavallo. Vigno! Muovete gioco tu! Caien! Damate, rapo. Mamma mia, Tony! A quanto naftalina c'era nel rovestetto! Tu lucchi, ma paparo tutti i lucchi. Vedete lato, io me ne sei in gabinetto. Nome 3. Come ci apparo? Come mi sta sto vestito? Mi sta a pennello? Veramente tanto chieda l'argoletto di stare. Mi pare pregeso la bonarmuzza dello tonanno. C'era magari lo gelecco. Ma che fu l'unica cosa che si può portare in una bonarmuzza dello mananno? Tony, ma che ti portaste sta guantalina, vedere? Catarina si chiama, Don Betrè, Catarina. Tutta qua l'hai la mia famiglia, tutta qua. E è giusto capire Ida, la va bene vedere la mazzita. Sì. Catarina, saluta lo sindaco. Avanti. Catarina tedesca, saluta lo sindaco. Tagliada, io avevo una mattinata che carcaria. Giusto ora che avete bossia, sa cosa fa. Avanti, Catarina. Tony! Per po'! Tony! Niente ci fa su me saluta! Io non mi offino, no! Ma ora posa la gioco e assettamone! E sta benino la tua zita! Ah, sta benino, Catarina, la zita sta benino! Assettamone! E non la metteste! Cagando, che la vede meglio! Sì, ma se ti vede la fissalete, però! Per po'! Ma che bene, insomma, sto papà, vedemma! Pinzo solo sopà! E se un menessi fosse ancora meglio! E perché chi ci manca la mammuzza meschina? Assai ci vuole. Ma sta calmo, stanno venendo. Sta venendo, Catarina. Tale, ma che mucca tagliato la finestra perché... Sì, stata lì. Capi non essere stura. Sì. Dammi 3. Oh, che c'è, Tony? Catarina, sta per qua. Che chiave, Catarina? Sta all'est. Che c'è? Sta per qua. Sta di giro. Sta cacando. Ma... Favore, papi, favore. Ma stura vi non essere cane, ma
Ma Fino all'orologio si ferma. Tony, Che tu dici? l'hai l'orologio? sì, sì. E cura sono? Al momento ce lo dico che tu solo. mi sei fermato. Sì, sì, c'è avuto qui. Domani anno era. Sì, ma quando ci vuole, Tony? Lampe 3, a mio mi pare che è una cosa cavallante. Manco l'orologio conosce, manco l'orologio. Arrivo! Vieni, la totita, vieni, mettimo, bene, fatta bene, fatta sistemare, aspetta. Sì, sì, sì. Fatta bene, fatta. Puleto, Sì. Levati che me la vio io. certo, va a mettere Mamma lì. mia. Tony, mi raccomando, mettiti pronti che assaggia sino la tua zita. Sì, sì. Vai rapo. Sì, sì. Sì, sì. Benvenuto, Don Pasquale. Don Pasquale. Buongiorno, signora Genoveffa. Se la ricorda la mia figlia Isabella? Piacere. Maria Calladia! Ma questa carcarazza! Vede? Ti si fece bella. Ma noi abbiamo parlato di Carmelina! Carmelina, quello montuato a Carmelina, No, Signor Caterina. Sindaco, mi pare che lo picciotto è un po' agitato. No, Don Pasquale, acqua l'agitato. Uno vede che è tutto priato, è priato. Papà, io mi sembra tutta friata, sogno. Gioia, pulita. Assettamone. Don Pasquale, assettammo. Assettiamo. No, tale che là. Chi stai è buona solo per levare l'ucciuccetta alle carose. Se ci mette davanti, le carose si scandano e lo sputano. Bengiamati. No, Caterina. Signor Sindaco. Signor Sindaco. Sento puzza di... Tutti la sentimmo la puzza, Don Pasquale. Papà, ma che sogno io che faccio puzza? No, Gioia, quali tu? Chi sai è? Naftalina, ieni. Il rapo a cui sei fatto Sì, spaporare. Faccio spaporare. Ma poi con Don Pasquale ma va a fare il giro entre cari. No, Caterina, non è che la magliere. Non ne vuoi lo sa come usa Don Pasquale. Papà, ma che fa? Non ci piace. Se non ci piace, Gioia. A che fa un tagliata allo specchio? A cui un po' piacere. Ecco, quando ti vedi sei emozionato tutto. Ma che fa? Ne la beviamo una cosa mentre? Ah, beviamo una cosa. No, una magliere, non vedi che l'aria, hai un prescia, me la chiedi. Hai già tagliato per fare lui a dire. Zitto te, Don Pasquale. Non mi interessa, lei ha dire che stanno Pasquale fetare. mi disse che vuole a tia. Ci allarga il culo. Se no fa andare alla testa a tia, Caterina, vedemma. Facciamo un bello brindisi a sti Come carosi. sei? Bello brindisi. Bengiamati. Prensa tutto di Caterina, guarda. Caterina. No, Maria questa. Maria Calladia. Zitto te. Bengiamati. Signor Sindaco, Bengiamati. ma quanto dura sta emozione? No, Don Pasquale, a chi manca mamaretto manca. A un minuto ora si viene a sitta. Allora, Tony, Forza. No. coraggio. No. Coraggio. Avviciniamoli. No. E presentati a sta No. beneditta picciotta. No, hai preso, no. Te devi assittate. Oh, Bengiamati. Assittate tu. Bengiamati. Caccatone, poletto, cassittati. Caccapoletto. Come stai? Sì, cassittati, poletto. Assittati, però, Toni. Ecco, Tonino. Chi sei, Isabella? Piacere. Mamma mia, Allah, signora, come guarda. C'ho un figlio Allora, Don Pasquale, come vede, a me mi piace essere di parola. E quando una cosa si può fare, io mi tiro mai in arriere. Ma ha detto ma calco sui tambuliari. Certo, caro Sindaco, se no... Ma mi pare che la cosa funziona. Non lo vede che soppolete? Non lo sente il profumo dell'amore nell'aria? Ma io veramente puzza di cascia, Sindaco. Fino a dura vede io la sentiva, ma ora mi pare con ginnecchio, vero? No, Don Pasquale. Rapevo io, fece spaporare. Quale puzza? Bengiamati, cosa lo disse che glielo vestito la via della cascia? Ma vero tutte cose, sa perché so? Maria, devo farmi. Mi smontavo la vita mia. Mamma, oh Bengiamati. Che dici? Parlami di te.
Betta male! Un nataliare, tu Ma tagliare. che l'hanno come gli occhi! Mamma mia, levate, te ragazzo, mamma mia. Tonino, Ah! raccontami delle tue giornate, come le passi? Ma ti che minchia ti interessa? Cos'è c'ha dere, Ah, Tonè? ah, Tonè, condacelle. Scusate. Tonino! Oh, betta male. Tonino! E che ti devo dire? La mattina quando giorna lo sole. Mamma mia. Besoso. Se mi viene di acqua benetto, cosa ci vai? Se no, mi mangio mezzo chilo di pane con lo latte. Mi cangio di sutta, mi visto e me ne vado. E onde lavi? Lo sabato quando mi faccio lo bagno. Solo lo sabato. E perché tu che te lavi tutte le giorni? Te le acchista. Dopo che uno si è lavato una volta alla settimana, se lava l'angoscia di tutta la settimana, che fa? Che sta a lavare la pelle magari tutte le giorni. Comunque, dopo che sono bello vestito, vai un nuovo a denaro e vai a tagliare. Tonino, Toni, e non è che mi a descrivere tutte le particolari. Più giusto, non ti vuoi sapere di te. Ma letto magari sto ciambuleare. Tonè, va. Domani c'è una cosa. No. Toni, Sì. No. a domani c'è che sa, si studia, si travaglia. Avanti. No. Toni, No. se stai vicino, domani c'è qualcosa, si travaglia, si studia. Tonino! Tonino! Avanti. Lo sindaco vuole sapere se travagli o studi. Perciò, dato che insisti, te lo dico. Io non lavoro, non Mi fa piacere. studio, ho finito di studiare da poco, veramente. Mi piace leggere, mi piace cucinare, però la cosa che impegna di più il mio tempo è curare e migliorare il mio aspetto. Minchione? Ah, sono facessinente come avesse essere come nata. Zitto te tu, zitto te. Mamma mia. Buono. Donna Genovese, Ah, va, pulita. che chi sta se vuole aggrampare? Vedamati. Bedamati, come mantenere, bedamati. Avanti. Allora, non ti vuoi sapere di te adesso. No. Basta. Toni, Allora, va. No. io dicessi che stanno a fare una bella passata. Ecco, Che Don dici? Pasquale. Don Pasquale. Lei Una che ne dice? Allora, si passeggiata. caro si sto a fare una passata, a così si conoscono meglio. No. Sì. Sì, una passata. Tonino, sì. No. Giusto, facete villa una passeggiata, ma ricordiamone che se io non sogno a pizzawante, io avevo lo stesso. E da fare una passeggiata. Ma bedamati, io ho tutto il piacere di farmi vedere così non l'aio. Così c'ha dere zitto. E poi che sanno a fare? Tutte cose di prescia sanno a fare. Sì, che c'è la Ma brescia. quale prescia? Mamma mia, mi sbondavo la vita mia. Muoro. Tonino, dai, Va, Toni. andiamo. Andiamo. Va, Toni, forza, su. Guarda, anche se non ti lavi tutti i giorni, ti lavi solo il sabato, però sei pure ben vestito. Andiamo, dai. Una magliera. A passeggiare. No, che già mi arrimina lo stomaco, già pizza lo gelato, mi arrimina lo stomaco. Non mi tremo, mi stai cagando in linguaggio. A Catarina, mi scusavo, a Catarina. Catarina è la mia bella, mia gioia, ti stava lasciando cane. Muro. Non mi te. La vita così è. Come disse l'antico, quando si cano le giglia, so che nasce uno si piglia. Ma arrivederci. Chi fa l'accompagno? Io Sì, a così le taglia taleo. un Ce l'ho se ne io vanno, via. un tagliere, Sì, le per vai a taleo favore. via. Ma giusto a Tonino mi trovaste. Ma non ce n'erano più picciotti, non ce n'erano più. Don Pasquale, non è che ci pare facile, anzi che lo trovavo. Vabbè, allora venite a dire che mangiamo uova fresche tutte le giorni. Vabbè, me ne vado. Però la cosa mia non mi convince assai. Poi sto tetaggio fu fatto davanti a lei, che mi rappresenta lo Stato. Però io sono un uomo all'antica e pretendo che ste duzete vennero benedette da un barreno davanti allo Signore. Perché lo Stato
si può pigliare per fissa. Come? Ma lo signore non si ci può mocciare niente. Quindi, caro sindaco, va cercalo parreno. Va cercalo parreno. Me ne stai vedendo. E ricordate che a Don Pasquale Noggio de Conoggio lo piglia per fissa. La saluto. Signora Genoveffa. Arrivederci. Ma che ce ne affacciano, Andrea? Ah, ora che vuole pure lo parreno. E che ci vuoi fare? Ormai che si imbellate in stelazza, che ci hanno a fare? Ah, speriamo che si accontenta solo dello parreno. Che se no che ci hanno a chiamare lo vescovo e pure lo papa. Tale, all'istimolo che tu sto. Mandaci a Carmelina a chiamare sto benedetto parreno. Sì, sì, vero, eh. Carmelina! Chi c'è? Carmelina! Casogno. Mica fece lei stavolta. Perciò, Carmelina, sconda mia. Ora tu ti innaghieri in chiesa. A chiamare lo parreno e ci addere. Il signor sindaco ci vuole parlare. La portare subito qua, cammina liste. Ah, se fosse per me accese, ma lo parreno non va che c'è. E come già? Come c'è? Non c'è lo parreno. Paolina mi disse che stamattina le parrine partirono per un ritiro spirituale a Carrapepe. E fino all'altra settimana con l'autobus, signora. All'altra settimana? Sì. Manco missa c'è. Se mori qualcuno, saranno a tenere una settimana a stare licchiato casa a casa. Da Massaruna di Paolina, pigliare le tovaglie, tutte cose. E se le portate in. Meno male che c'è Paolina in sto paese che tiene la chiesa da dita. Veggia male. E ora? E ora che E ora, visto che hai travagliato assai e non c'è niente da fare, me ne vai in mamma. Talè, aspetta però, avanti che te ne vanno i domani, va allo cimitero e mi va da quelli grasti. C'è adesso che ci può seccare, già te se lave. Ora io voglio sapere una cosa. Ma giusto stasera ci viene era l'oretero spirituale. Giusto stasera. Che nervi che hai? Fino allo gioffo si ammoscia. Che nervi? Le nervi, ma chiaro, le nervi. Vuol dire che Don Pasquale va a aspettare. Se non ci sono le parrine. Sì, non è sì. che ne le potremmo aumentare. Sì, e perché no? Lo sa come usa Don Pasquale. Vedi che ti manna allo cimitero, ti manna. E coti ci va a tenere. Coti ci va a tenere una settimana a scendere licchiato in da casa a casa. No. Sonaro! Betamate! Stai morendo! Sonaro! E come può essere? Che sto sicuro è? Due lecchettoni di Tonino con da gaddina che se ne pende. Betamate! Ascolta mia! Morino. Mettete pronte che se è vero Tonino che se ne pende, stavolta Don Pasquale me levate in mezzo. E poi sai che c'è di stare con mia una settimana a stendere il chiato casa a casa. No, non ci voglio pensare. Stai morendo. Ah, vigno. Betamate! Stai morendo. Manco lo tempo di dettere lo maretto. Manco lo tempo da cominciare lo mannato. Che nerve. Come a fare? Stai morendo. Oh. No. Ascolta, e io. Quando vigno! E io, quando casi mi ferriavo e quando trosce, manco tutte le trosce che portavo. Sì. Stai morendo. Ascolta mia, mica ancora avevo sogno. E tu ti mazzei, non hai moruto ancora, non ti mazziare così. Senti, però ti voglio dire una cosa. Mi mazzeio, giusto sta settimana che si stenne licchiato casa a casa. Che come giri sa cantonera, mi levo la veletta e pure la vestina nera. Fammi rapere, va? Talia que, vedova allegra, talia que. Ma, Good morning, missus. Good Morning. Mr. Sindaco. Oh, Salvatore, come mai arrivi qua? Che è successo? Vedi che tu orso. E mi scordavo di darcelo lo numero phone. Betamate per te, fono, chi vuole lo fono? Come parla? Non hai visto mai a che? No, che numero? suene Salvatore, è lo nipote dello Iachiniddu mezza stata. tanto piacere. E viene dell'America. Yeah. Pigliamo un foglio di carta con una pinna, per Quando favore. lo scrivim. Alice. Ne mancava solo che tu stanco americano annanti. In questa casa. Solo Edo ne Scriva mancava. almeno, se non può telefonare. Certo, allora. Allora, tecca. Avanti. Scrivete sul numero all'iscite che mi risolve la cosciana dello parreno, all'iscite. Dello parreno? Che è un parreno? Lo parreno, chi è lo parreno? Che tu dice la Chi missa? che dice la missa? Va a sapere che via a scontare alla buona armuzza della mia nanna.
chi mi diceva che io mi avevo a fare parreno, perché quando era caroso, io mi divertiva a dire le funerali a tutte le chezze che mi morivano. Che seppelliva, cazzi. Oh, Gatti! Atti seppelliva! Le gatte, Cazzi le desi, chezze. cazzi. Atti! Yes. Ma dimmi una cosa, Sì. ma per un buono ci vado con le funerali? Vuole sapere come faceva? Le mendiva in terra polete e ci diceva l'eterno riposo, dona le chezze, signore. Sì, Mica di va scazzi. bene, va bene, che solo Cazzi capito. leggi. E con le benedizioni, dico con le benedizioni, come era documentato? Non capisco che cosa mi vuole dire lei. Vedi Bido, Eh, che si usa che per trovare un travaglio a tia, Sì. tu a fare un favoricino a mia. ho capito. Lei wascia le mani a mia e io wascio le mani a vostra. Yes, yes. È giusto. Woscia, come parla? Io non ci stai capendo niente. Tu, senti, ora vanno Paolina e ti fa dare la tunica dello parreno. Che sicuramente chi da come ce l'aveva la tunica, ce l'aveva vedere le tovaglie. Sì, Cammina. ma perché Se tu- cammina, fa la lesta! Sì, che ti Non pare che perdi più. Paolina è già misa assettata in che aspetta mia. Chi dà sempre due pedi in camino ave, che ti pare? Allora, Nandi, assettamone. Andiamo a assettare, Assettamone che ti Sì. spiego lo favore che voglio fatto di Sì. tia. Allora, Perciò. io mi devo ambelare in un guaio. Oh. E per uscire nell'eso con la testa attaccata al culo Yeah. mi serve una figura ecclesiastica. Me la fa dire però giusto una figura di che? Don Barreno. Ah, Don In Barreno, pratica, yeah. lo favore che voglio fatto di te è Yeah. questo. Che tu a fare finta di essere un barreno e a dare la benedizione a Duzete. Ah, lo posso fare, verissimo questo. E ci posso cantare una canzone. In paradiso vi accolgano gli angeli santi. No, chissà no. Questo è pillura Ah, della morte. pillura per della le morte. scemonzioni. Ah, ho capito. Ora Yeah. ce ne vuole Yeah. una per l'uzzettaggio. Per lo zetaggio. Sì. E mi facesse pensare. Mi pare che quando si maritò mio cugino all'America, lo parreno ci desse. Sì. Non usi l'uomo, spartire quello che Dio ha ungiuto. Precise, Yeah. però a corsa, perché più picca parli è migliore. Forse è vero. Ecco. E poi le posso fare vasare. Se l'uzzetto se la sente, ce la fa dare una vasata. Va bene. Ecco. Me l'ha detto Paolina la divisa. Allora, ora ma dire che fare con Gioia Capotonante. E chiedendo a capoto. No. Ci spiegasse lei. Questa è l'occasione perfetta. Fare che? Facciamo fare a Salvatore lo parreno. Tanto paese non lo conosce noddo, manco Don Pasquale. Ci diciamo che è un parrenetto sopplente. A questo, dona la benedizione alle zeti, io mi salvo la vita e tu le vai a dettare voce per una settimana. Ah, vedi, bella pensata che ti venne. Vedi, eh? Dello che pare una pensata mia, però. Certo. E che mi fa fare vestire? Certo, facciamo il essere. Salvatore, vieni qua, Gioia, che ti metti la È bella mia, tunica. è mia. Sì, chi sei pettia, vieni qua. D'una semente. Ah, ora ti faccio vedere io. Avanti, così, vira qua. Yeah. Gira. Al contrario, a girare. Allora, lo all'America, capisci? fatto contrario. Padre Salvatore. Padre Salvatore, yeah. Padre supplente. Supplente. Padre supplente, E se yeah. canto istituzione dello parreno. Dello parreno. Do la benedizione alle zeti Yeah. e finito tutte cose. Tutte cose, Capisci allora? Padre Salvatore. Padre Salvatore. Padre supplente. Vabbè. L'alzasse un bertoseggio di cacco, sa mi scappa di rafà la pepe. Vabbè, ce l'ha su che, a toppo che su casuta. Allora, aiutami, ascolta mia. vabbè, Mi raccomando. buone, Sì, mi raccomando però, talè, è buono se tanto. Fino alle piedi che paro femmina, se no. Beh, davanti. Perché non le fanno con le buttone automatici. Quando le sape. Piano piano. La Buone finta sono fa. buone. Ascolta mia. Portoso c'è. Un adderine, tagliami però. Sì, yeah. Un adderine da No, nodo. no, A nessuno, A nessuno. No, Yeah. no. Soprattutto a Carmelina la Carmelina? cammarera. No, a Carmelina la cammarera nenda Carmelina la cammarera. Capite che Yeah. chi ne sbriogna tutto il paese ne sbriogna. Yeah, va bene. Mi raccomando molto. Tu sai da domanda che cosa ci dici? Che Signore sia con te. Che il Signore sia con te. Che Dio ti benedica. Cose di parrina, Sì, insomma. sì, di parina e basta. E poi silenzio molto. Capisci? Con nudo. Con nudo. Don't talk. Don't talk. Che tuo, che tuo. Io niente, sono i parreni, non posso toccare. Non toccare, non parlare, insomma. Già che tocca, niente ci fa. Yeah. Però tale da divisa precisa ieri. Mamma, Avevi ragione la mia nonna. mi viene voglia di mi confessare a mia. Allora, ascolta mia. Ora lo parreno la vivo. Yeah. Ora dove vanno Tonino? Sì. Tanto a stura di farsi la passiata a finire sicuramente. Sì. Da lei come è nato e lo porta qua. Ma stavolta senza la ladina però. No, senza gardino.
io vengo Don Pasquale e così prima ne libertiamo e prima ne usciamo di malattia. Me ne vai allora. Sì, amonene. Allora, lo capisci, Salvatore? Vai. Io non venimmo un momento con le zette. va Tu bene. aspetta qua. Ma sogno, Mi raccomando. Sì. Padre Salvatore, Padre Sorprende. Pace supplente. Amen e così così sia. sia. Dale, aspetta che mi piglio le chiavi della macchina che faccio prima. Prego. La stavo, sicuramente. E facciamo qualche prova, insomma. Io, Padre Salvatore, benedico la vostra arma davanti al nostro Signore Padre Eterno. Ora e sempre reca materno. E il zito può passare alla zita e riposate in pace. Oh, ma lei chi è lo parrino nuovo? Io sogno Padre Salvatore, lo Padre supplente. Ah, padre Salvatore. Ma me ne passa una curiosità. Lei che fa? Non c'è all'orretero? Non ci posso ieri, sogno Padre supplente. Ah, e io sogno Carmelina, la cameriera. La cameriera, giusto la cameriera. Perché? Che fa? Non ci piace? No, niente dico, niente. Ah, me ne passa una curiosità, padre Yeah. Salvatore. Come mai lei è qua? Io vengo qua dell'America e sogno per dare la benedizione a due ziti. Mi, entità dell'America, lo mandare a chiamare. Pa. Carmelina, la cameriera. La cameriera, Non capivo che sogna cameriera, la vedi stamattina. Tu conosci sto parreno? Sì, mi ci stava presentando. Ecco, brava. Ora che ti presentaste, va tendi da Inda ed è un tutoriale, che io un momento Vabbè. vigno. Arrivederci, padre Salvatore. Arrivederci. Amen. Carmelina. Carme, ascolta mia, una cosa importantissima, io un momento vigno. Tu bene, tu c'ha a dire Lusinna con un gene. Lusinna con un gene. Capisci? Lusinna con un Lusinna con un gene. Lusinna con un gene. Bene, Lusinna con un gene. Lu capisci? Tenesse che lo capivo. Lusinna con un gene. Bravo. Arrivederci. Bene, Lusinna con un gene. Ora, sto grembiule, come me lo metto io? Padre Salvatore, Yeah. ma che fa? Stai Che dicendo fa? Mi le può preghiere? dare una manuzza quando mi metto sciolto? No, stai dicendo le preghiere, non ti posso No, aiutare. che se mi vede la fiscialetta senza grembiule... No, ma sapere, caga, è in crocio e non ce la faccio. Signore. Che do destro, la ambelare a sinistra. Ma io sogno parreno, di tembelare non sogno tanto pratico. Che tu lo capisci, però... Piano, Piano. Che do destra a sinistra. Chi da Che da sinistra sinistra a destra. Aspetta che lo contrario lo imblau. Oh, se meno male che... Sto imbelare, mi pare che... Muro. Io mi stavo Ci dicendo fosse le la fiscia- preghiere. Ci fosse la fiscialetta in questo momento qua, mi licenziasse subito. Non è qua. Tu ne l'hanno prestoso. Avanti, ce la facciamo avanti che vuoi, parre. Ce la faccio. Mettere su cose. Grazie. Puccio delle preghiere. Tanto che vuole fare. Yeah. Mi metto qua. Avanti. Però parre, io quasi, a chi siamo soli, ne volesse approfittare. Che fa, mi confessa? No, non ti posso confessare. Perché lei è un parreno? Non ti posso confessare, stai dicendo ancora le mie preghiere, va bene? Parre, assettamone e mi confessasse. No. Dentro la chiesa uno si confessa. Ci vuole un confessionale, assettate belli poletti, comodi. Ma quella desi sta cosa, non è che il signore è solo in dalla chiesa, quello confessa. Signore ne vede. Assettarsi, amore. Non mi assettare. Sì, venisse qua che mi confessasse, va? Padre Salvatore, Yeah. mi perdoni perché io ho peccato. Hai peccato? Io ti assolvo, figliola. Vai. Ah, così? Siete manco parlato? Così. No, Il Signore li conosce tutti i nostri peccati. Ah, certo. Prima lo Signore era solo in chiesa, no confessionale. Ora lo Signore conosce i miei peccati. Io c'ho a dire invece. C'ho a dire i peccati. Me la dire? Ma sconda. Ma va a scondare. Perciò... Dica, che ti ascolto. E che sa sconda così, parre? Ma che fa? Ma vuoi rendere più comodo? Ma che mania, che strano sto parreno, ma non lo irà a capitare. Allora, Padre Salvatore, veramente tiene cannaio tanti peccati. Via così. Io sogno una carusa brava, massara, che mi faccio le fatti mie. Nega sogno come a Liuzza. Liuzza? Va, Liuzza. Quella Liuzza? Chi ha di travagliare non ne vuole, manca brodo. Oh, la C'ha Liuzza? una lagnosazza. C'è una chiedare, ne esci, spennere grana, no, parre. Io sogno una carusa brava, massara, che mi faccio, come ci si prima le fatti Le fatti mie. tue, le fatti tue, va bene. Nega sogno come a Giulietta. Oh, quel che Sandra. Chi dalle corna, lo marito, ce li sta facendo arrivare fino all'utito. Sta facchina. Teppa, parre però, nega a esagerare ora, Ma quando ci vuole la materia. O come... Ma co? Che morriva era a stoppiare giusto ora, che ci stava contando di Peppuccia, parre.
Mi dasse la soluzione quando vai a rapo. Che Dio ti benedica. Ah, così, senza manco un'Ave Maria. Senza così. La cantammo. Che il Signore sia con te. E con il tuo spirito. È cosa buona e giusta. Sì, Parri, è veramente cosa buona e giusta. Quale? Ma vai a rapo la porta. Per la porta. Avanti. Abbonami, Fene. Se era l'Andro Parreno, tutta la cruna e il rosario mi fai già te. Buongiorno, ma lei qua? Ah, come? Oh, mamma. Era figa. Ma ne metteva prima mattina. Lo sindaco non c'è. San Glorioso. Ah, non San c'è. Gregorio. E quando viene? Non lo saccio quando viene, ma lo sindaco non c'è. Che mi interessa a mia? Io atraso e l'aspetto qua. Ma sto ndollo qui è? Chi è Padre Salvatore? Lo parrino dell'America. Che? Padre Salvatore, lo parrino dell'America. Salvatore dell'America? Sì, Salvatore dell'America. Ascolta mia, da confessare, profittane che sto di una penitenza. Ma che legge lo vai? Che fa, kid? Ah, tu sei! Ma che sei parreno? Che il Signore sia con te. Ma ci disse ora che era parreno. A sto mir non mi paria tu tanto parreno! Vuol dire che era andrusciata, non lo vente lo colletto. No, che non gli era angosciato! Che Dio ti benedica, figliola. Mi benedica, disgraziato! La benedizione giusta me la dà! Sì! Oh my God, my God, my God. Interessanti, complimenti. Ma te lo ricordi su Mirno quando giocavamo alle Shut carte? up, figliola, please. Ci pensi Ci come penso. tu voleva tu stare con mia? Non parlare, già che- Come mi abbrazzava! Lo capisco, lo parli americano. Complimenti. Ma ci pensi alle promesse che mi faceva tu? Io ti marito, ti porto con mia? Sì, ancora a maritare, lo sacristano. Ma... Senti, niente a che fare! Fate la cameriera! Oh, ma capito hai tutti questa cameriera? E poi tu così che mi dire io non so che fare. Manco la fiscialetta me lo dici. Please, please, non vi arreate che io... Ma io che? Io mi stai componendo. Vergognati, illudermi in questo modo! Ah, io potevo capire se era tuo maritato, zeto! Ah no, parreno! Ma io non sono parreno. Come non è parreno? Oh. Ma come confessavo io ora? Sogno parreno, pace supplente, vuol dire che non era io che feci queste cose bastate. Ah, ma trova. No, Biggio, che tu era tu! Perché io mi ricordo su chiuzzi, stavo cuzza ste mani! Serafina, please, non dacci che la carne è debole, facciamo peccato. No, che te tocco! E parla! Brava, tocca, parla che mi state piacendo. Ragazzi, aspetta un Silenzio. che mi sta piacendo sta telenovela. Mi Sono sta alla apparendo porta. uccelli di rovo. Sentite che... Lo sindaco non c'è. Ragazzi, ma ti scusare chi è assurdo ce l'ha a gridare? Camurria va. Lo sindaco non c'è. E chi crede? Che ti pare surda? Oh, e io già sono stesso. E facesse in occhio schifo vuole, va bene? Ragazzi, non eravamo arrivati, Nandri. Ma che c'è, calo parreno? E sapesse che parreno. Ah, sia lodato Gesù Cristo! Sia lodato, sia lodato. Dale, che pulito, io mai l'avevo visto su parreno. Allora quasi che, cioè, cosa mi vuole confessare? A me mi confessa per forza, non sai. Parre, che fa, mi confessa? commesso? Si mettesse in vila, che prima ci sogno io. No, prima c'è la signora che è anziana e non può stare la dita. Ci donoriamo, è vero, signora? Ascolta, la vecchia può aspettare. A munenne da dinda che mi ha finire di confessare. La vecchia mi disse. Cammina! Lei sta scopetta. Giusto, quando confessa vuole essere solo. Chi fa confessa allo scolo? Ah, cominciamo, solo ci desse, solo confessa. Ma sei solo. Ma dimmi una cosa, che so perché un G all'orretero? È che sono un G all'orretero perché parrino supplente. Oh, meschino. Meschino. E perché meschino? Ma come ci devi chiedere all'orretero su un sentenente? Voi sì non sente niente, voi sì non sente niente. Che so è parrino supplente. E venne dell'America e ave andrusanze. Chi fa un porca alle canze? E tu come ti randurasti? Chi fa tagliaste? Ma secondo voi sì mi mettete alle canze dello parreno? Che sa se le portano le canze? No!
Questo è padre Salvatore, venne dell'America e lo chiama Don Petrino per dare la benedizione a Tonino, che si fece zeto. Faccheno! Faccheno, chi sono? Oh, meschino, Tonino si stucca l'uieto, ma... Che fa, Duco? Aspetta. Io ne sindaco, ti capanna che chi se la urchiamo. Ma io ne sindaco. Ma sempre con sassita. E lui vai in bello canningia. Non ne stava chiamando costumbelare e belare. Sassettassi, che ora ci conto io. Un bassi che si imbilano in sta casa. A che fa ancora gioco? Vedi che peccato, non si asconda. No, che è giù figlio peccato, no io. E gioco? Lo parreno. Oh, Parreno, e che come là? Ma quando vuole ci sente, ah. C'ha tisa olandese, vedi se caga, ci conto io. Che come là? Lo parreno, che suo padre Salvatore. E a dare una benedizione, ma di chi da buona l'ha dette? Ma a Serafina, no, a quel che la vi a dare. A con la via a dare. A come a quel che la vi a dare? La benedizione la vi a dare alla figlia di Don Pasquale con un povero caroso, La figlia di Don Pasquale aspetta un garoso. Ecco fosso desprato. No, lo parreno, l'ha messo incinta lo parreno. Vai a scondo, ya. Perciò lo parreno americano mi si inginda la figlia di Don Pasquale che ora aspetta un garoso. Ma con tutti i picciotti bigli che c'erano nel paese, proprio con da cosa là gli si viene a giocare. Ah, certo queste americane se lo sentono coraggio. Ma se lo viene a sapere Don Pasquale, ci fa fare un viaggio di sola andata, ma no per l'America, per lo cimitero. Cose di pazzi, cose di pazzi. Lo capì? Lo capevo che come nasco con l'americano, non mi convisto più. Usasa venda mia. Da leva, tutte cadu pietta. Che non mi tu screcchia? Un minuto quando vai tale qua. Lusinna con un c'è. Lusinna con un c'è. Lusinna che non c'è. Niente, facete ciò che volete. Tale c'è. Salvatore. Prosita. All'ultimo, t'ho trovato io. Me l'ho trovato. Pulita di sassa divisa. Vero? Parre, mi pare che ne stiamo facendo assai in sta stanza. A monenne già d'inda, che mi a finire di conversare. No, muoviamone, che aspettiamolo, mister Sindaco. A monenne già d'inda te dessi, perché se no faccio una vaneggiata, che manco Cristo aiuta mi te faccio vedere, cammina! Ma io con la chisa. E ora... Chi ti viene a conversano, che gente? A meglio con si conversano con Barreno di questo? Coco. Con Salvatore. Ah, però vado a zetra, che io a scondare. Se no me ne vai da India, va, lo capivo. Ma perché? Che come là? Sei come se tu non lo sai che come na. Sì. Che secondo voi sia io un sazzonente. Io tutte cose saccio. E chissà, sentimmo. Dello tu. Vede concernente, tu conduia che capivo tutte cose. Ascolta. Allora, Don Pegeno m'hanno a chiamare a padre Salvatore dell'America per dare la benedizione a Tonino che si stucca l'uieto. Ah, meschino. Meschino. Solo che padre Salvatore. Salvatore, sì. Invece l'ha detta la benedizione a Tonino. Sì. Ma poi ci scappa una benedizione? A co? A Tonino. No, a Tosuro. Che feci? Dici che so io tutte queste cose. E io lo saccio. E che in questo momento non mi ricordo. Che feci? Mi si inginta a Tosuro. Lo parrino americano? Sì. Salvatore? Sì. Mi si inginta a Masuro? Sì. Con una benedizione? Sì. E che acqua usano in America? Ma trova se era acqua. A sta benedizione allo scoro ce la fa dare. Perché?
A che coraggio ha per la vetti giusta? Non tocca giusta giusta, ormai lo danno è fatto. Mamma però che siete, quando parlate forte, che ne parlano piano, io niente ci capevo. Vai a sconduia. E allora? Ma io lo sapevo che mi volevo un nipote. Ma non un parreno. A cos'è? Come nasce sto caroso? Monaco. Pertoso O nasce desse. già vattiato. Pertoso desse. Quale Pertoso? Caroso desse, caroso, Pertoso. Ma può cos'è di lei? A stamattina manco era parreno. E ora per il rispetto di mio cognato, mi toccherà ognuno alla messa. Cogno desse, cogno. Bogno, c'è d'ogno un bogno, c'è detto, quale cogno? Ma che capito? Carmelina! E io ce l'aveva detto che Lusinna non c'era. Chi è Vero, sta Carmelina? Non ne è padre Salvatore? Da Tindra che sta confessando a Serafina. Come da Dingia? Padre Salvatore! E speriamo che Padre non vi Salvatore! diceva mai. Speriamo. A Casimmo, non si pezziasse. Padre Salvatore. Ah, sì. Come siamo a posto, a Ah. posto. A postissimo. Salvatore! Parre! No, cugna! A burro lo sentisse lo coraggio. E di fare che? Niente. Non posso capire come fu, quando fu, con che acqua fu. Ma che cosa ci fu? Come che cosa ci fu? Mattia, che te interessa? Ma sto cruciere. Io non understando, non so che dici. Io sono parreno. Dici la messa e do una benedizione. Ah no, è la finire con queste benedizioni. Ah, se no un paese inchi. Oh, tutte cose le hanno sto imbedugliando. Sì, vero. Io non lo fece l'udare. Facchino, maleducato e bastato. Dici a mia. Ma cognato non è vassaso. È parreno. Ah, vero, è puro cretino. Ecco. Me l'avevi scordato. Ma perché l'hanno contigo? Io non lo so. Carmelina, ma deri che è succeduto mentre io non c'era? Che avete questo parrinetto, che avete? Ma definisse. Ma deri tu che avete? E, ascolta, mannette, assittate. Tanto, un zintinente. Signora Che Genoveffa, c'è, lo sapi come te l'andeco. Come desse l'andeco? Sta picciuttedda la più confusa, ci roppero la quartara e n'andra cosa. Sparlettera e lingua longa. Mica, please. Sì, per una quartara rutta tutto su un birno. Ascoltami, a mia non mi interessa, né la prima e manco l'ultima che la virutta. Sì, ma il problema non è che la viruta. Il problema è che ce la chiacca. Ce l'hai chiaccato. Ce la chiacca. Un parrino americano. Te la via dare giusto la benedizione, te la via dare. Poletto, ma che E chi è sta fuga? Io ce l'avevo detto che lo sindaco non c'era. Tu però la finire con queste benedizioni. A mai t'abbotti. Genovè, non ci fu un virso di tua Isabella. Sì, sta sconda, manco io lo trovo a Torino. Lascia perdere, sta a dire una cosa più importante. Che c'è? Salvatore. Lo padre di Luca Rosu che aspetta Serafina. E se scopre che c'è cavallo del bastone. Sì. Ma non è che ora che vivo la casachina ne sbriogna tutte cose, tutte cose. Usa che ne manca? Ne manca solo che arriva Don Pasquale. Se arriva Don Pasquale siamo consumati. Ne consumiamo. Vedo Uruccaia. che il parrino è stato trovato. Io non parrinino si può cercare Prego, un gusto Don- al cimitero. S'accomodi. Piacere, io sono padre Salvatore, pace e bene. Lo bene lo faccio a tutti. La pace a cui si la merita. Allora, padre, ci la dona sta benedizione a sti picciottini. Ce la dammo, non ne so con le veo. Don Pasquale, Non ne so. ora vino, senza fretta. Tanto il prete ce l'abbiamo, la coppia è formata. Che premura c'è? Papà, c'è la premura. Capitasse lo genero che voliato. E ne vale veramente la pena. A posto, Simmo, ce lo fetaca la figlia prena. Sì, tutti. A come? L'umaiennero, caroso valente e sistemato. Però come vuole l'usanza, me lo deve giurare davanti allo parreno. Davanti. Se è vero uomo di parola. De uomo è sicura uomo, pa. E che uomo. Per mettere in cinta a Masuro. Ma tu sei figlio dentro? Oh my god, che inverno! Fermatevi tutte! Oh my god! Fermatevi tutte! Non ci stai capendo propriamente, chio! La figlia di go!
Incinta di co! Quale Parreno? Salvatore è lo padre supplente. Ti stampava un nipote che voliato. Ora un nipote monaco e americano. Che facessi tu? Che facessi tu? Niente, feci, io sono un Parreno. Dice la messa e sono benedizione, altre cose non ne faccio, che peccato. Se sei Parreno, allora cominciate a dormire! Figlio di mamma, io sto a consumare! Ci sparate! Ma cominciamo a sparare! Attira sparo, cosa inutile! Sì, Come ti no. permetteste? T'ammazzo! Sindaco, a che punto mi arrivare con questo favore? Io venne fatto fare una utera che non lo portoso vuole fare a mia! Papà, ma perché ti sta agitando? Un solo ti fece un nipote che voliato! Avessi da essere contente e tuo cotoliare! Sento te tu, pezzo di carnale varo! Lo levo di mezzo! Andremo in giù e fuori da penare di tesoro! Caparia tutta dimorata! Casa e chiesa! Chiesa e casa! E pua! E pua! E pua! E pua! Si va l'anno da arrivare la sacrestia! Giusto, io ce l'aveva detto che se non era in chiesa era una rila sacristia. Giusto, diciamo pure l'Ave Maria. Sì, diciamo 20 anni mi fa fazzo, 20 anni! Ma no, dopo che entra a mangiare verranno, dopo una vreogna di fissa! Dopo che ce le va l'onore alla famiglia! L'ammazzo! Per favore, basta! La colpa sono mia! Pensaci tu, Pedro, Ma pensaci sono tu. io tutta la responsabilità! Sto povero non c'è manco Parreno, Ma per amore di fare contento possibile, non dopo tutta questa sceneggiata! Peggio di peggio allora! Allora lo sai che faccio? Ammazza tutti voi! Guardate carandole! Assettate, unite! Ammazza tutti! Lo sangue lo faccio arrivare a Grace Cioppo! Ammazzo! Ammazzo! Don Pasqua! Tu pensa Pedro! Dai! Non l'ha caputo per ancora essere incinta! Non è la sua figlia, ma è Serafina! Un solo mettesse gita ma solo, pure a Serafina! Io manco so che facevi solo! Anche te l'hanno tenuto attaccato in America! Salvatore! Levati la sciarmonica! levatilla! Faccia capire con te Parreno! Famiglia! Io ce lo dessi di fare Parreno, di fare la finta! Per dare la benedizione a sua figlia con Tonino! E allora Tonino? Che fa vedere la comparsa? No, Tonino, si stucca lui. Che fa vedere la comparsa? Mi levo in mezzo! Se fa vedere la comparsa Tonino, v'ammazzo a tutti, pensa Pedro! V'ammazzo! Levati! Don Pasquale! Salutami l'ero di mio allora! Sì. Facessi tu! Eterno riposo! Sì, ma la comparsa ma a fare a così, non me lo arriva l'ammazza! La comparsa! Puro caso! Il sindaco! A to suero, cretino! La ringrazio, Calè? Assassà. Mi innamoravo. Ora che la tagliavo bene, giusta per giusta, o bene avanti. Me la maretto magari subito. Come? Che diceste? Che me la maretto subito. Ma sicura sei di queste parole? Sicura sei? Ma come sicura? Ora che mi convincevo io che fece, se ne pendevo sia. No, che pendere! Se sei innamorato tu, io sono contente, tutti siamo contenti. Vedete, Don Pasquale, che le cose si aggiustano da sole. Bravo, Tonino, bravo. Don Pasquale, e lo vede come è? La vita è come l'acqua che scorre. Non dobbiamo più deviarci la via, però pua piglia sempre la strada che vuole. E noi potremmo solo tagliare. Vero è, perché ognuno giudica secondo l'apparenza e mai secondo la sostanza. Però ogni cosa ha la sua bellezza e che non tutti la vedono e davanti all'apparenza cambiano stata. La giuzza. Giusto, perché come desse l'anteco, per gli anni per la strada per di sutta, come lave la bella e lave la brutta. A Monenni Isa, è come la Isabella. Arrivederci. Venite tutti qua, stasera suona. Lo meglio suonatori di Mannolino. Pigliatevi una seggia, pigliatevi lo vino, pigliate un posto caro. L'Associazione Culturale e Teatrale Gruppo Onore e Dignità ha presentato la commedia dialettale di Silvana e Laura Noto, Francesco Lobue e Onofrio Ingrasci. Una mano lava l'altra.
Personaggi e interpreti: Salvatore e Serafina, Onofre Ingrasci e Irene Salamone. Gusti veloci, Caliso Ita vanno a tutti i banni. Quando suona l'uso coricante. Don Pasquale e Aleandro, Salvatore Vitellaro, Emanuele Ippolito. Come grano arso sotto soli dopo una tempesta che sciauria di sera. Carmelina la Cammarera e Annettina, Nuccio Marina Malta e Laura Noto. Suona come parlassi. Tonino e Isabella, Mimmo Ingrasci, Carmelina Longi. Come quando si soffri di vero amore, fino femmina capo. Genoveffa e Pitrino, Claudia Scozzola e Carmelo Vitellaro. E non si scanta di cantare, la sa terra bianca come l'acqua di lumare, gialla come un grano arso sotto soli dopo una tempesta che sciauria di sera. Quando suona l'uso coricante non si scanta di cantare, la sa terra bianca come l'acqua di lumare, gialla come un grano arso sotto soli dopo una tempesta che sciauria di sera. Vogliamo la regista sul palco. Silvana Noto. Lasciamo l'incombenza a Silvana. Prova? Ok. Innanzitutto grazie a tutti per essere rimasti qua 2 ore con noi. Spero che vi sia piaciuta. Però vorrei accanto a me già 2 autori ci sono: Onofre Ingrasci, Laura Noto e Omiglia Chiò, Francesco Lobue. Quando suona l'uso coricante non si scanta di cantare, la sa terra bianca come l'acqua di lumare, gialla come un grano arso sotto soli dopo una tempesta che sciauria di sera. Quando suona l'uso. Ringraziamo l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco e l'assessore Emanuele Collura, che purtroppo non c'è stasera, la GOD, tutti i soci, in particolare il presidente Nino Pardi, il figlio che ha lavorato più di lui, Francesco, tutti coloro che si sono messi a disposizione nel montaggio, le nostre suggeritrici Letizia Ippolito, la new entry Nadia Salamone, dietro le quinte Anna Grizzanti e Lina Salamone, Lina Miglioto, Rosanna, Peppe Costa, che immancabilmente è sempre presente, Martina. No, aspetta. E poi la mia seconda, Martina Chiparo. Un ringraziamento a Pino Chiparo, che è stato il primo che ha creduto in noi, veramente. E poi il mio più caldo ringraziamento va a loro. Quasi un anno di lavoro, e per mettere su 2 ore di commedia ci è voluta tanta passione. Abbiamo rinunciato a impegni, a Temptation Island, vero Nuccia? Comunque sono stati bravissimi e grazie a tutti. Grazie a voi. La musica dei Malarazza. La primavera, la saga dell'arancio, si fanno di sapori, casapi, duci, comuli, me pizzera, le lieve cerche Dio, nulla fa